Assessore Moro, una giunta dove si capiscono cosa la Regione Sardegna sta facendo, e l'assessore Moro ci spiegherà come intende, con una difficoltà incredibile, perché la continuità territoriale è un momento molto difficile, nel senso che fortunatamente con l'insularità che abbiamo messo in Costituzione finalmente è riconosciuto questo diritto. Siamo sempre tutti abituati a risolvere le cose in pochissimo tempo, non si risolvono mai in pochissimo tempo le cose, a volte ci vuole un po' di tempo anche per non sbagliare. Io gli passo la parola e affido a lui il passaggio, questo passare il mare. Certo, anche perché credo che questo tema dei trasporti incrocia inevitabilmente occasioni come queste, perché è un problema di fondamentale importanza per tutto il mondo dell'immigrazione, oltre che per i sardi residenti. Però intanto forse da questo incontro con l'assessore Antonio Moro potrà arrivare anche qualche comunicazione, credo, estremamente importante e positiva per il mondo dei nostri immigrati. Prego, Assessore. Sì, io vi ringrazio, faccio i complimenti ad Ada per questa bellissima assemblea dei sardi nel mondo, e vi chiedo soltanto 30 secondi dedicati all'emozione di essere qui. Davvero queste 2 giornate per me sono state un susseguirsi continuo di emozioni vere, vivere l'esperienza di Sadie con il ruolo di responsabilità al governo della regione, per uno come me che fin da bambino ha avuto i 4 muri nel cuore e si dice sardista da sempre, è stata davvero un'emozione fortissima. E finire questo tour de force per incontrare la Sardegna e le radici della nostra isola, in quella che è la parte di Sardegna più bella che abbiamo, che sono i vostri volti, i vostri sorrisi nel sentire soltanto la parola di questa isola magica, davvero mi riempie il cuore e mi emoziona. E non lo dico perché sono qui davanti a voi, che giustamente avete ragionate tenendo queste emozioni nel cuore, nel senso che avete bisogno però di risposte concrete per organizzare questo magnifico mondo dei sardi appunto nel mondo. E non vi nascondo che la materia dei trasporti ha sì come epicentro coloro che risiedono in Sardegna, ma come connessione immediata proprio tutti coloro che in Sardegna vogliono tornare, che in Sardegna non vogliono perdere quel collegamento fisico, perché il collegamento immateriale con le nostre radici, i nostri valori, il nostro essere sardi, sono sicuro che quello è con voi, è ogni giorno con voi, in ogni vostro gesto, in ogni vostra azione che conducete lontano da questa terra. E allora non lo dico perché siamo qui al vostro congresso, alla vostra assemblea, ma se oggi mi dovessero dire qual è stata la cosa di cui vai fiero in questi 4 mesi, io dico che è quella di aver consentito fino ad oggi, ad 1 mese dalla stretta di mano con Bastianino Mossa, di essere riuscito a far viaggiare gli emigrati sardi negli aerei alla tariffa dei sardi. Perché per tornare a quel discorso delle cose immateriali, è stato come ricucire una ferita che ogni giorno, credetemi, nella regione sarda, nell'assessorato ai trasporti, si consuma quando si va a leggere che i regolamenti comunitari impediscono il riconoscimento delle tariffe agevolate a coloro che, nati in Sardegna, non sono residenti in Sardegna, ed impediscono a tutti coloro che sono emigrati dalla Sardegna e che, pur rappresentando il mondo dell'immigrazione, non possono vedere riconosciuto il loro diritto di avere la continuità territoriale. Quasi casualmente, non ho paura a dirlo, abbiamo avuto l'intuizione, con la nuova compagnia che si è affacciata nell'ultima gara della continuità territoriale sulle rotte di Olbia
e di Alghero mi hanno, parlando come si fa nei momenti di pausa del lavoro, mi hanno detto: vorremmo dare un segnale che noi alla Sardegna crediamo. Io non gli ho chiesto di dare un segnale ai sardi che stanno in Sardegna. Io gli ho detto: guarda, noi dobbiamo ricucire con i sardi che stanno fuori dalla Sardegna e che non hanno le tariffe agevolate come quelle che sono i residenti. Abbiamo trovato un modo nel mercato, perché non siamo riusciti a trovarlo nelle leggi, che è quello di un accordo che attraverso l'organizzazione della Fasi porta alla bigliettazione sui voli di Aero Italia al costo e alle condizioni uguali a quelle riservate ai sardi. Questo è il risultato di cui vado fiero in questi primi 4 mesi da assessore dei trasporti. E io credo che i primi numeri della bigliettazione che sta seguendo sia la Fasi con la compagnia Aero Italia, credo abbiano incoraggiato una seconda azione, che è quella, sempre attraverso la medesima organizzazione della Fasi, di collegare le federazioni estere così possano rivolgersi nella bigliettazione in Italia e avere le medesime condizioni che hanno i residenti sardi. La continuità territoriale è, diciamo, il lavoro, l'orizzonte principale di chiunque dovesse sedersi a fare l'assessore ai trasporti, in questa e nelle giunte future, immagino, perché da sempre rappresenta la questione irrisolta, quello dei collegamenti marittimi aerei, che prima di tutto pesano sui residenti in Sardegna e su chi in Sardegna di fatto deve esserci perché vuole manifestare con la sua presenza l'attaccamento alla nostra terra. Abbiamo passato tante fasi, tante difficoltà, tante situazioni che alle volte hanno visto forse la regione lontana, non soltanto dai residenti sardi, ma anche dai sardi nel mondo. A me piacerebbe che questo accordo, che è un patto di amicizia che abbiamo fatto con Aero Italia, la forza di questo accordo, il significato di unità di questo accordo convincesse anche le altre compagnie che operano in Sardegna nella continuità territoriale, ad incominciare dalla compagnia che non è come Aero Italia, che è privata, è quell'altra compagnia che è dello Stato e che potrebbe dimostrare un briciolo di sensibilità, stringendoci la mano e dicendo: allarghiamo questo accordo e voliamo anche su Cagliari, i sardi nel mondo volino anche su Cagliari, alle condizioni che abbiamo su Olbia e ad Alghero, con una stretta di mano e con un gesto di amicizia verso l'intera Sardegna. Io auguro questo e mi auguro che la vostra sensibilità, il vostro calore possa spingere davvero a creare all'interno di quelli che sono meccanismi che non sono fatti per la Sardegna né per i sardi, ma sono fatti per regolare un mercato che dovrebbe garantire la libera concorrenza e che invece sempre più sta diventando un mercato di pochi, un mercato monopolista, che trascura i territori marginali, trascura i territori cosiddetti deboli perché non hanno una densità demografica o numeri come sono le grandi metropoli che molti di voi conoscono. Io credo che in Sardegna si possa lavorare e ne approfitto, non l'ho ancora detto a nessuno. Il modello sardo e la continuità territoriale sarà un modello che possa disporre di tutti gli strumenti leciti e consentiti dalle norme europee per creare davvero una connessione tra la Sardegna e il mondo. Il primo strumento è la continuità territoriale che conosciamo, quella dai 3 aeroporti sardi con Roma e Milano a tariffe agevolate e a frequenze prestabilite. Il secondo strumento che abbiamo definito insieme agli esperti dell'Università di Sassari e dell'ENAC è quello che è il cosiddetto aiuto diretto ai vettori, cioè stanziamo delle risorse,
mettiamo a bando queste risorse direttamente alla Regione, non passiamo per le società di gestione aeroportuali, per l'apertura di nuove rotte. L'agevolazione consiste nell'abbattimento fino al 50% delle tariffe aeroportuali per i vettori interessati. È un accorgimento, una soluzione, uno strumento che è molto gradito alle compagnie low cost, ad iniziare dalla low cost più importante che c'è in Europa, e che in Sardegna potrebbe davvero sviluppare ulteriori traffici su rotte meno battute e anche su quelle che sono state praticate ma che oggi magari non sono su Cagliari, su Olbia o su Alghero. Il terzo strumento è rappresentato dai cosiddetti aiuti sociali, che sono il contributo diretto al passeggero per l'abbattimento del costo del biglietto e il cosiddetto modello Baleari. Tralascio le analogie con le Baleari, che sono molto poche, perché le Baleari sono davvero una realtà profondamente diversa dalla Sardegna, ma dico solo che si può fare una sperimentazione in questi mesi a partire dall'estate, perché il governo italiano ha riconosciuto alla Sardegna e alla Sicilia, proprio sulla base del principio di insularità, ha riconosciuto delle risorse per abbattere appunto le distanze in materia di trasporto aereo, e ha concesso questi aiuti sociali che utilizzeremo in via sperimentale, rivolgendoli ad alcune particolari categorie di residenti in Sardegna. Residenti in Sardegna perché le regole ci impongono questo. Credo di avervi dato delle informazioni nel rispetto dei tempi stretti che ha l'amico Serreli, e mi auguro di rincontrarvi presto. Mi auguro che insieme si possano realizzare altre imprese storiche nella semplicità dei rapporti, come quella che abbiamo realizzato con Bastianino, che con un'intuizione e una disponibilità di chi comunque sta nel mercato, di chi comunque rispetta le regole dell'economia, di chi rispetta le regole dell'Europa, ha trovato un pezzo del suo operare da dedicare all'amicizia verso la Sardegna, perché un gesto di amicizia verso i sardi del mondo è un gesto, una carezza al cuore per tutti i sardi che qui abitano e vivono. Buon lavoro, grazie di cuore, buona fortuna. Allora, grazie molte all'assessore Antonio Moro, che ci ha disegnato un pochino lo stato dell'arte sulle ipotesi della continuità territoriale. Ci auguriamo prossime avventure anche per queste comunicazioni, come ha detto, che hanno un peso rilevante sulla mobilità di molti di voi che stanno fuori dalla Sardegna. Facciamo nostre come auspicio anche le sue parole circa una sensibilità diversa che magari compagnie aeree di Stato potrebbero avere nei nostri confronti. Grazie molto a Antonio Moro, grazie molto anche all'assessore Adalai, che comunque ritroveremo più avanti in uno dei nostri panel di approfondimento. Sono due, grosso modo, gli aspetti che adesso proviamo ad affrontare, cioè come si presenta questa nuova immigrazione sarda, questa quarta ondata, come è stata già definita seguendo una certa cronologia, che certo è ben diversa dall'immigrazione storica che abbiamo conosciuto anche diversi decenni fa, per diversità di competenze e di capacità professionali dei nostri emigrati un po' in giro per il mondo. E poi c'è l'altro aspetto estremamente importante che ovviamente incide su questo fenomeno, che è quello dello spopolamento, che non riguarda più soltanto anche le piccole comunità dell'isola, ma sta interessando anche i grossi centri. Di questo parleremo tra poco attraverso gli approfondimenti che avremo da una parte con la Fondazione Maria Carta e poi con un progetto, quello del decalogo dei talenti sardi, che è stato attivato su iniziativa dell'Istituto Fernando Santi. Ne parleremo tra poco, anzi in qualche modo su quest'ultimo progetto vi offro un'anticipazione che è legata anche al fatto che, a proposito di trasporti, qualcuno che è presente qui stasera in sala ha necessità di recuperare un volo. Già andata via? Fuori tempo massimo, mi dispiace molto per Silvia Tolu, la nostra giovane immigrata in Danimarca. Contavamo di farla parlare insomma in tempi ragionevoli, ma non ce l'abbiamo fatta, ci dispiace molto. Va bene, allora poi tutte le altre esperienze legate a questo talento dei
dei giovani sardi avremo modo di approfondirle tra poco. E allora intanto soffermiamoci allora sull'altro aspetto che vi indicavo, che è quello dello spopolamento, che come detto sta interessando tutta la Sardegna, ma è un problema assolutamente nazionale. Io vi ricordo soltanto due numeri, giusto per avere impressa l'entità di questa emergenza, di questo fenomeno. La popolazione della Sardegna è scesa sotto il 1.600.000 abitanti, siamo grosso modo 1.587.000, nel 2012 eravamo 1.640.000 abitanti, significa che nell'arco di 10 anni abbiamo perso 53.000 abitanti nell'isola. La popolazione degli ultra 65enni si è ulteriormente incrementata e oggi rappresenta il 25,7% del totale. Il tasso di natalità, lo sapete bene, in Sardegna è il più basso in Italia, e questo per il terzo anno consecutivo. Per lo strano effetto, insomma, delle statistiche, le donne in Sardegna hanno in media meno di un figlio a testa. Poi ci sono a lungo termine le proiezioni di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, che ci dice che nel 2100, con questo trend, la popolazione dell'isola sarà di poco meno di 940.000 abitanti, cioè in questo lasso di tempo perderemo qualcosa come 700.000 abitanti. Insomma, l'ipotesi, la prospettiva è quella veramente di una desertificazione umana, se mi passate il termine, nella nostra regione. Ora, queste problematiche hanno acquisito forse una maggiore consapevolezza in questi ultimi tempi. Da alcuni anni ha tentato di riaccendere i riflettori su questo tema, in particolare la Fondazione Maria Carta di Siligo, con un progetto che è stato battezzato Frimmos, che va avanti dal 2017, che ha portato a riattivare il dibattito e il confronto su questo tema con una serie di iniziative che hanno interessato soprattutto le piccole comunità dell'isola. Per parlarci di questa esperienza e anche dei risultati che in qualche modo questa iniziativa ha avuto, noi abbiamo stasera con noi il presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras, che inviterei a raggiungerci qui sul palco. Prego, con Leonardo abbiamo condiviso questo pareggio da tempo. Prego, accomodati pure Leonardo, il microfono è tuo, ne approfitto anch'io, mi siedo un attimo. E a te il compito allora di provare a sintetizzarci questa idea maturata qualche anno fa per tenere acceso questo dibattito, insomma, che adesso si è fatto anche un po' più vivo, probabilmente anche grazie a questa e tante altre iniziative che sono state messe in campo. Prego. Benenido Zindomostra, questa è la cosa più importante. Grazie Assessora Lai di averci coinvolto in una iniziativa che a noi sta molto a cuore. La Fondazione Maria Carta è sempre stata vicina al mondo dell'immigrazione, anche perché Maria Carta è stata una grande immigrata, ha girato il mondo e quindi noi abbiamo continuato come fondazione questo suo viaggio. Da qualche anno, oltre a girare il mondo, ci manca l'Australia e ci manca il Canada, ma ci stiamo ragionando perché gli altri stati li abbiamo visitati quasi tutti. Vogliamo portare la musica, la cultura della Sardegna nella maniera più autentica. Da qualche anno ci siamo occupati di un tema drammatico, che è quello, come diceva Giacomo, dello spopolamento. Non ce lo possiamo permettere, la nostra terra ha bisogno di essere assolutamente tutelata e perdere quelle che sono le nostre generazioni è un dramma sociale dal quale se non interveniamo non riusciamo ad uscirne. Se è vero che nel 2100 da 1.580.000 passiamo a 900.000 abitanti, è una catastrofe. Allora noi ci rivolgiamo anche a voi, che siete i sardi speciali, come vi ho sempre chiamato, perché abbiate coscienza di quello che sta succedendo in Sardegna e perché nel vostro fare e agire quotidiano possiate dare una mano su questo tema. Il progetto si chiama Frimmos, che è la combinazione di due parole, free dall'inglese fermi, liberi, e frimmu dal sardo, quindi liberi di restare. Il concetto è quello che le nostre nuove generazioni devono andare in giro per il mondo, conoscere il mondo, imparare le lingue del mondo, ma poi riuscire a farli tornare a casa. Ecco dove è il nostro e il vostro lavoro, quello di cercare di fare un'azione perché
questi giovani possano davvero trovare sviluppo nella loro terra. Noi non siamo risolutori di problemi, questo sta chiaramente a chi ha le deleghe istituzionali. Noi siamo animatori di dibattito. Noi vogliamo che questo tema venga discusso quotidianamente, in tutti i luoghi. Qualcuno ci dice sempre, a me e Giacomo, vabbè, questa storia dello spopolamento ormai, no, non va bene così. Lo spopolamento è un tema che va affrontato nei circoli, nelle associazioni, nelle scuole, tutti i santi giorni, perché non ci possiamo permettere il lusso di perdere nessun paese della nostra terra, anche perché in quei paesi c'è la nostra identità, la nostra cultura e non possiamo permetterci di chiudere perché non c'è. Voi pensate, ci sono paesi che fra 30 anni, 40 anni non esisteranno più, secondo le statistiche dell'Istat. E magari ci sono paesi, come dico sempre io, dove tu ti affacci, bussi a una porta e non ti apre nessuno. C'è solo il silenzio. Il silenzio è bello perché a noi piace il silenzio, però non ce lo possiamo permettere. Allora credo che una reazione deve essere quella di iniziare ad affrontarlo questo problema. Devo dire la verità, la politica in questi anni, forse anche grazie a un nostro piccolissimo contributo che già da 6 anni ha iniziato a martellare su questo tema, girando i piccoli paesi, portando luce per un giorno in quei paesi con la nostra musica, i nostri dibattiti, coinvolgendo architetti, filosofi, scrittori, giornalisti, giovani, imprenditori, immigrati. Cioè abbiamo cercato di... Allora, credo che lì abbiamo capito che cosa c'è da fare. Innanzitutto dobbiamo dare a questi paesi vita. E la vita passa attraverso anche quelle innovazioni tecnologiche. I nostri paesi sono completamente sforniti di quella che si chiama oggi alta tecnologia, la digital divide, come avviene la divisione digitale. Se noi avessimo la possibilità di dare ai nostri paesi la possibilità che i nostri giovani possano andare lì a lavorare, perché il mare e il cielo sono le nostre strade. C'è una terza via che è quella della rete. La rete porta mestieri, nuove conoscenze e quindi noi dobbiamo assolutamente investire in quel settore. Dicevo che forse abbiamo contribuito anche nel piccolo ad agevolare una legge regionale che è nata l'anno scorso contro lo spopolamento. Non è la soluzione ai problemi, però è interessantissima perché da lì si parte. Nei piccoli paesi in Sardegna oggi al di sotto dei 3.000 abitanti c'è un contributo di 600 euro al mese per 5 anni per un bambino che nasce in quei paesi. C'è un'agevolazione per quanto riguarda le imprese che Allora, diciamo che qualcosa si sta muovendo. Quindi credo che noi dobbiamo fare forza su questo, perché la Sardegna, come dicevo, non si può permettere di perdere nessun paese. Per fare questo, però, ci vogliono orecchie attente, ci vogliono menti aperte, bighere e conca. E se noi davvero tiriamo fuori la testa e la mettiamo al posto giusto, non dico oggi, ma fra 50 anni probabilmente non avremo i problemi che stiamo vivendo oggi. Io ringrazio i circoli dei sardi del mondo, li ho visitati non tutti ma buona parte, come dicevo prima. Continueremo il nostro viaggio perché vogliamo raccontare la storia nel nome di Maria Carta. Il progetto Frimmos ormai è consolidato, diciamo che è una piccola cosa che non risolve i problemi, però devo dire che in questi anni è riuscita a sollevare qualche discussione. Quindi io vi ringrazio, vi lascio con una cosa che abbiamo preparato per voi, perché Frimmos è diventato anche un inno, è diventata una canzone, è diventato un video che racconta per immagini la storia dei giovani sardi. Grazie. Allora, grazie molte a Leonardo Marras e allora credo possiamo vedere insieme questo video che sintetizza un po' la filosofia di Frimmos. È una canzone con i testi firmati da Michele Piolet e da Mariano Melis, autore della musica, ma come vedrete sono stati coinvolti molti musicisti sardi della scena isolana. Prego, se siamo pronti possiamo anche proiettarlo. Frimmos. Perché mi stai dicendo questo? Perché la distanza è difficile, ma io ti aspetterò.
Comente in verano los campos, frimos, si prendono le nuscose fiore. Frimos comente colores que pintan a nou su mundo. Comente a bortas los cantos, nada nes die de esa festa. Comente a bortas los cantos, si pesan e balla d'intundu. Frimos, frimma, pone su nome ne tu, che tutto si pese da nu. Di uno in dove stanze nu e frimma, frimma. Pone su nome ne tu, che tutto si pese da nu. Safroma di la da Salenu. Comente a bortas los cantos, nada nes die de esa festa. Comente a bortas los cantos, si pesan e ballano in tundu. Si pone sa frimma su tempo, si frimma su tempo, si frimma. Si pone sa frimma su tempo, si frimma su tempo, si frimma. E frimos, frimos, comente verano sos campos. Frimos, frimos, si prena de nuscos e fiores. Frimos comente colores, que pintan a nou su mundo. Comente a bortas los cantos, nada les die de esa festa. Comente a bortas los cantos, si pesan e ballano in tundu. Frimos. Firma, resta. Metti il tuo nome e lascia una traccia, che tutto rinasca, che tutto ritorni, che tutto sia un'alba infinita di sole. Firma, resta. Metti il tuo nome e lascia una traccia, che tutto rinasca, che tutto ritorni, che tutto sia un'alba di sole infinita. Frimos, Frimos, liberi di rimanere, partire per ritornare, liberi di restare, Con il tablet in mano, e le launetas nel cuore, con il tablet in mano, e le launetas nel cuore. Allora, questo era l'auspicio tradotto in musica di Frimos, cioè liberi di restare, cioè liberi di poter scegliere di continuare a restare nella terra dove si è nati e dove si vive. Allora andiamo a affrontarla invece questa nuova immigrazione che è fatta soprattutto, come dicevamo, di giovani che raggiungono mete che sono nuove sul fronte dell'emigrazione, non fanno parte di quelle vecchie tappe che hanno portato in giro per l'Europa, soprattutto operai in fabbrica, operatori nel settore della ristorazione e dell'agroalimentare. Competenze diverse, professionalità diverse, anche per domandarsi se questa nuova immigrazione, cioè se la professionalità, la competenza maturata da questi giovani fuori dalla Sardegna può invece tornare utile proprio alla nostra regione, in una fase in cui il ricorso a importanti risorse dell'Unione Europea e non solo, in qualche modo tentano di ridisegnare un futuro economico e sociale diverso per la nostra terra. Questi sono aspetti che in qualche modo ha scandagliato un progetto che è stato messo a punto dall'Istituto Fernando Santi con il contributo della Fondazione Sardigna e con come dire, la regia del tutto da parte di Giuseppe Corongiu. È stata la prima tappa di una indagine in Europa per andare a scovare quelli che vengono definiti i talenti sardi, e non solo. A loro, oltre che raccontare la loro esperienza, è stato chiesto anche di, come dire, di suggerire quali linee, quali azioni possono essere adottate per favorire
intanto un ritorno nell'isola di questi giovani, e per bloccare appunto questa emorragia di giovani competenze, di giovani, chiamiamole anche eccellenze, che dall'isola lasciano appunto l'isola per raggiungere altre mete un po' in tutto il mondo. Allora di questo parliamo intanto con Giuseppe Corongio, che invito qui sul palco, che come detto è il responsabile culturale di questo progetto. Giuseppe, puoi tranquillamente accomodarti se credi qui, e inviterei allora anche alcuni di questi protagonisti che le loro esperienze hanno raccontato all'interno di questo progetto. Allora inviterei Maria Grazia Zedda e Anna Maria Carta, che arrivano dalla Gran Bretagna, anzi nello specifico da Londra. Potete prendere posto man mano che vi chiamo su queste sedie. Allora Silvia Tolu ci ha dovuto salutare, ce ne dispiace molto, però dal paese dove Silvia Tolu sta lavorando arriva anche Michela Venturi, quindi dalla Danimarca Michela Venturi. E poi abbiamo ancora dalla Spagna Valentina Serra e Pierluigi Melis. Come vedete, con lo specifico soprattutto di Spagna e Danimarca, sono mete in qualche modo nuove per il nostro fronte della immigrazione. Allora, da loro ci faremo raccontare in maniera molto telegrafica, dati i tempi ristretti, qual è la loro esperienza, che poi hanno raccontato in una pubblicazione che è stata prodotta dall'Istituto Santi unitamente alla Fondazione Sardegna. Queste loro esperienze sono raccontate in questo opuscolo. Giuseppe, intanto allora chiedo a te di parlarci di come è nato questo progetto, che cosa ne è scaturito, e poi perché talenti soprattutto, perché talenti sardi? Allora, intanto parto dai ringraziamenti e dalle citazioni, così non me le dimentico e faccio bella figura. Intanto ringraziamo la Regione Autonoma della Sardegna, l'assessorato al lavoro, l'assessora o assessore Adalai per l'ospitalità, tutte le federazioni e soprattutto le federazioni che ci hanno aiutato in questo primo percorso, diciamo, di rappresentazione delle proposte dei talenti sardi all'estero, e cioè la Federazione della Spagna con Gianni Garbati, il circolo, l'associazione Incantos di Olimpia di Danimarca, che mi sta anche salutando, e poi anche il circolo di Londra con Rita Burrai, che credo non sia presente, ma insomma è comunque presente con noi nei nostri cuori. Il progetto parte, poi ti rispondo alla domanda dei talenti e non la sto evitando. Il progetto parte da una consapevolezza, adesso la farò breve evitando, diciamo, percorsi più lunghi, perché mi rendo conto che la scaletta è interessante. Parte da una consapevolezza, cioè dal fatto che è stato rimarcato anche ieri qui su questo palco che noi non siamo una regione come tutte le altre dell'Italia, ma siamo un popolo, siamo una comunità, siamo una nazione, poi ognuno scelga qual è il termine in cui si riconosce meglio. A me nazione per esempio va benissimo, però su questo possiamo usare anche il termine popolo e comunità. E diciamo questa nazione ha ormai, possiamo dire, due componenti fondamentali che a nostro avviso hanno lo stesso valore. Una è quella dei sardi che hanno scelto di restare in Sardegna e di affrontare la sfida della vita restando in Sardegna, e un'altra è quella dei sardi che hanno scelto invece di sfidare la vita in altri luoghi del mondo. Non per questo ci dobbiamo separare. Ecco, un tempo si parlava di separatismo in termini negativi, no? L'assessore Moro ha ricordato i suoi sogni da bambino e da ragazzo, anch'io li potrei raccontare. Però quello che dobbiamo evitare, secondo me, oggi, in una concezione moderna, tecnologica, interconnessa, è proprio il separatismo di una nazione che si distende nel mondo. Ecco, non la faccio tanto lunga, già questo concetto è molto importante e chi è in questa sala lo conosce, non glielo devo insegnare io, perché la sua vita è basata proprio su questo. E allora, qual era il modo migliore di affrontare, di proporre questo argomento, queste connessioni che dobbiamo creare nella nostra nazione? Ci sono state anche altre nazioni nel mondo che hanno vissuto per millenni disperse nel mondo e poi alla fine si sono raccolte per l'aiuto di una lingua, di una religione. Adesso non voglio fare paragoni, però, perché siamo totalmente diversi noi, però
qualcosa questo ci può servire per ispirarci. Allora, qual era il modo migliore che andare a cercare le persone, o alcune persone, noi che abbiamo fatto un'inchiesta né sociologica né antropologica, questo lo lasciamo, diciamo, agli scienziati, a noi interessava raccontare le storie e raccogliere le proposte, cioè chi meglio dei sardi che vivono la loro nazione in altri posti può fare proposte per quella che è la nostra situazione di oggi. Può essere positiva, negativa, ognuno poi si farà la sua idea. Certamente c'è qualcosa che sta cambiando in Sardegna, cioè abbiamo parlato di spopolamento, io parlerei anche di fuga, cioè dobbiamo anche essere realisti, a prescindere dalle responsabilità che comunque sono condivise da tutta la classe dirigente, non è che possiamo fare discorsi destra, sinistra, quello è peggio, quello ha governato meglio, cioè siamo arrivati a una situazione in Sardegna dove i giovani per realizzare i loro sogni sono quasi costretti, o almeno comunque molti scelgono di andare. Possiamo dire anche realisticamente e pessimisticamente che in molte famiglie del ceto medio sardo di oggi non si fa altro che formare i figli per poi prepararli per andare all'estero, e questa può essere sia una cosa positiva perché è giusto che comunque chi vuole possa andare, ma anche negativa se non è una scelta libera. Per cui io dico, questo progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna, ma sono molto felice che l'abbia sposato la Regione, l'assessorato e soprattutto un assessore che è anche un narratore, una narratrice di altissimo livello, e quindi ha capito proprio lo spirito di questa iniziativa, che era quello di far parlare loro, e io infatti adesso mi taccio, dicendo solo un'ultima cosa. Abbiamo scelto, anzi due, abbiamo scelto la parola talenti e non eccellenze, perché questa è stata proprio una scelta mia, perché non mi piaceva l'idea dell'eccellenza come selezione quasi da giungla nella serie. No, queste persone sono eccelse, sono andate in alto tenendo da parte gli altri, e quindi eccellenza deriva dal latino eccellere, che ha in sé il concetto di spinta, cioè mi spingo dalla gente. Questo non mi piaceva tanto. Invece talento è un concetto di natura evangelica, possiamo dire, era una misura greca, una moneta anche al tempo in cui si sono raccontati i Vangeli, e quindi è una misura, come dire, più socialdemocratica, non so come chiamarla, più egualitaria, per cui ognuno ha il suo talento. Poi non è necessario essere per forza dei geni per poter dare un contributo alla propria terra e alla propria nazione. L'ultimo appello che non posso proprio scampare: abbiamo un termine in lingua sarda per indicare l'emigrazione, che è quella del sudisterru, che significa proprio gente senza terra, e che in altri tempi veniva visto come una cosa negativa, sudisterru, e uno senza terra non vale da nulla, no? Invece oggi che il mondo è connesso, che siamo tutti all'interno, che possiamo, certo ci sono sempre i problemi dei viaggi, della continuità territoriale, ok, ma non c'è un paragone con il passato. Io ho frequentato il mondo dell'emigrazione già da giovane, ho rivisto dopo tanti anni Domenico Scala, Agus e tanti altri, mi sono sentito nuovamente giovane. Ho detto quasi, ho fatto l'Erasmus con voi quando ero un ragazzo, l'Erasmus non esisteva ancora, quindi diciamo una lunga frequentazione del mondo del sudisterru, e allora di questo mondo senza terra noi dobbiamo fare, questa nazione che si estende senza terra in tutto il mondo, dobbiamo fare non un fatto negativo ma un fatto positivo, perché i nostri conterranei, i nostri corregionali o connazionali di Sterrausu valgono quanto noi e possono dare dei grandissimi contributi con il loro lavoro, con quello che hanno creato, con quello che stanno creando, e noi umilmente ne abbiamo assolutamente tanto bisogno. Grazie. Grazie molte a Giuseppe Corongiu. Io alla lista dei tuoi ringraziamenti mi permetto di aggiungere quello anche per Paolo Cicalò dell'Istituto Fernando Santi, che questa operazione ha promosso e che ovviamente qui in sala a seguire anche i nostri lavori. La GAF c'è sempre, però forse ce n'è un'altra. Nel senso che doveva essere presente anche un ragazzo che viene dal Giappone. No, lo coinvolgiamo dopo. È stata cambiata? No, lo coinvolgiamo dopo, anzi. Allora un saluto a Pierpaolo. Lo coinvolgeremo dopo. Dopo ci faremo raccontare questa esperienza di emigrazione sarda in Giappone. Intanto invece concentriamoci su queste esperienze che sono maturate, come detto, a Londra, in Spagna e in Danimarca, per farci raccontare da loro il motivo che li ha spinti a lasciare la Sardegna
e magari qual è la loro richiesta di fondo per tentare un ritorno, proprio per far valere queste competenze che intanto si sono consolidate all'estero proprio per la terra di loro origine. Allora, procederei, come dire, in ordine di chiamata, così come vi ho chiamato sul palco, da Maria Grazia Zedda, che ha un lungo percorso che poi tra l'altro l'ha portata anche in tempi recentissimi a diventare anche scrittrice, insomma, perché ha firmato un romanzo, Il fruscio degli eucalipti, fresco di stampa si direbbe, perché dello scorso anno. Prego Maria Grazia. Grazie. La mia esperienza, dobbiamo fare in fretta, quindi ve la riassumo. Ai noi telegrafici. Ok, benissimo. La mia è stata una fuga più o meno di 30 anni fa, dove appunto mi sentivo soffocata dalla cultura che mi emarginava dal punto di vista di essere donna, di avere una disabilità. Io sono sorda e non vedevo un futuro per me stessa. Quindi la mia è stata un po' una fuga, grazie alla conoscenza della mia migliore amica che aveva avuto esperienze di emigrare all'estero, e quindi lei mi diceva sì, possiamo partire insieme, possiamo farcela. Questa pazzia di lasciarsi tutto dietro, veramente, se ci penso non riesco a conciliare me stessa ai tempi di allora. Sono partita, sono riuscita a costruirmi una carriera, adesso sono appunto, oltre ad aver scritto il mio romanzo, però il mio romanzo è stato scritto 15 anni fa, il primo a crederci, devo ammettere, è stato Enzo Cugusi. Ti saluto Enzo, grazie. E poi finalmente il Maestrale, la casa editrice Maestrale, ha pubblicato il mio romanzo Il fruscio degli eucalipti, che appunto racconta la mia storia in maniera romanzata, del conflitto proprio della voglia di restare e la voglia di partire. Quindi come posso riassumere questa esperienza? Adesso che ho più di 50 anni, ho 2 figli adolescenti, ho un'esperienza lavorativa abbastanza, diciamo, considerevole. Io sono molto orgogliosa di quello che faccio, sono manager delle pari opportunità nel progetto di ingegneria e costruzioni più grande d'Europa, della High Speed 2, in Inghilterra, che collegherà il centro dell'Inghilterra, Birmingham e Manchester, con Londra e la Scozia. Cosa mi viene in mente sentendo tutte queste storie dell'immigrazione, eccetera? La famosa canzone di Sting, If you love somebody, set them free. Se ami qualcuno, lascialo libero. E mi viene in mente questa cosa, soprattutto perché adesso io sono mamma, e adesso io, crescendo i miei figli adolescenti, c'è questa cultura di lasciarli andare. Sono giovanissimi, devono andare, devono fare le loro esperienze. Però quello che vorrei invitare qua è questa riflessione. If you love somebody, set them free. Se ami qualcuno, lascialo libero. Lasciamoli partire questi giovani, facciamoli fare le esperienze, però dobbiamo ricreare le condizioni per cui loro possano tornare. Io vorrei tornare e mettere a disposizione le mie competenze. Però se non ho i mezzi non posso tornare. Tutto qui, grazie. Allora, a Londra è arrivata anche Anna Maria Carta, che la sua esperienza all'interno di questo decalogo dei talenti sardi all'estero l'ha voluta raccontare e scrivere in sardo. Liberissima di farlo anche in questa sede, se crede. Non tutti lo capiscono, però io ci tengo molto alla lingua sarda, perché questa è la prima lingua, i miei genitori la parlavano, è quella che ho imparato e che ho voluto mantenere. Quindi il mio articolo è scritto tutto in sardo, veramente ci tengo tanto. Ho anche specificato che ancora oggi si studiano lingue morte, il greco e il latino, mentre invece la lingua sarda è un po' abbandonata, e sicuramente fa parte della storia, fa parte dell'archeologia, fa parte di tutto ciò che ci circonda. Quindi non possiamo
dimenticarla, non possiamo, cioè non è possibile che continui a vivere se la mettiamo da parte o la sotterriamo. Io ho citato anche il dizionario di Mario Puddu, che per me è eccezionale, forse molti non lo conoscono, è tutto scritto in sardo con le varietà del sardo, tutte le spiegazioni in sardo, con collegamento a varie lingue europee, cioè italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. Quindi è eccezionale. Cioè, continuiamo ad avere eroi, continuiamo ad avere gente che ama la Sardegna, si batte per la Sardegna e che danno tutto se stessi. Allora io sono partita perché volevo migliorare l'inglese e poi sono ritornata per una proposta di lavoro che non si è concretizzata e a un certo punto, cioè, ho fatto anche l'università lì, ho lavorato nel campo educativo con bambini dell'asilo, della scuola, del doposcuola, con bambini di varie disabilità e mentre lavoravo facevo anche la laurea era collegata al lavoro e mi è piaciuto questo fatto qui. Cioè non era tutta teoria, cioè mi piaceva questo collegamento della pratica col lavoro. Io ne ho parlato di questo perché è importante nelle scuole superiori e anche all'università, e del fatto che lì c'è una persona, nelle scuole superiori c'è una persona incaricata di fare questo collegamento della scuola con il mondo del lavoro, e quindi i ragazzi fanno, anche se esperienza breve, ma vanno a visitare aziende, vanno a visitare uffici, ed è importante che iniziano a collegarsi e a capire il mondo del lavoro. Cioè io l'ho trovato di beneficio e quindi lo suggerisco questo approccio del sistema educativo col mondo del lavoro, col mondo dell'economia. E poi io ho parlato di economia sostenibile. Cioè io non sono andata a vedere modelli fuori dalla Sardegna, ho provato a cercare nella Sardegna questi modelli sostenibili, io li ho trovati. Io volevo solo citarne alcuni, come per esempio l'azienda mediterranea di Guspini, che fa un prodotto 100% fatto in Sardegna, con egres porcellanato, con materiale ricavato e lavorato in loco e manodopera locale. Cioè la presidentessa, la dirigente di questa azienda è Claudio Amasol del Trentino, e lei dice che la Sardegna ha una laurea in scienze minerarie che molti altri posti non hanno, e che noi non abbiamo bisogno di andare a prendere il materiale chissà da dove o lavorarlo chissà dove, che possiamo farlo in loco. Poi per esempio per quanto riguarda la nuova agricoltura predilige la sostenibilità e l'economia circolare, cioè punta al risparmio delle risorse e prevede la valorizzazione e il reimpiego degli scarti di lavorazione. Ad Arborea, un'azienda, grazie alla tecnologia dei droni, è riuscita a ridurre del 20% l'utilizzo dell'acqua e del 30% quello dei concimi, oltre che dei fitofarmaci. A Sadali, gli scarti di lavorazione di un'impresa che produce erbe officinali diventano resina naturale per le ceramiche. E Giulia Mura, imprenditrice di Cardedu, trasforma le olive e l'uva delle sue terre con macchinari a basso impatto ambientale e oltre all'olio e al vino produce anche patè e una linea di cosmesi. Gli scarti di lavorazione diventano biocombustibile naturale per riscaldare l'azienda e la propria casa di abitazione e si appresta a trasformare le vinacce in biogas. Ci sono dei modelli ideali in Sardegna che forse molti non conoscono. E che è importante conoscere, è importante far conoscere, e possono dare idee per altre iniziative. Quindi è bello vedere questa qualità del prodotto, di quello, poi rispettando l'ambiente e con l'innovazione dell'energia. Quindi è bello vedere questi modelli nella nostra terra, che possono essere di esempio. Quasi tutti abbiamo parlato del trasporto, ma sono grata perché visto che ci sono dei cambiamenti in maniera positiva in questo senso. Poi ancora, io a Londra poi ho fatto un master d'arte, sono appassionata d'arte, per tanti anni avevo collezionato idee e finalmente volevo realizzarle.
E ho usato le carte geografiche del mondo e le ho trasformate in sculture, dipinti, cuscini, copricapi. Insomma, mi sono divertita, ho voluto spaziare con l'immaginazione. E ho usato anche le immagini aeree, formando dei video con musica, canto e poesia. Così è stata una grande soddisfazione per me averlo realizzato. Vi ringrazio per avermi ascoltato e grazie per aver organizzato questa conferenza. Grazie anche a Anna Maria Carta, da Londra, dall'Inghilterra, allora alla Danimarca, paese dove proprio in tempi recentissimi è andata a costituirsi una solida colonia di nostri emigrati, paese peraltro col quale si sono intessute relazioni di carattere culturale già da tempo. Se solo pensiamo agli studi effettuati da noi in Sardegna da Andreas Benson sul mondo delle Launeddas e non solo, e se pensiamo magari alla presenza ormai da tantissimi anni in quel paese di una nostra grande scrittrice intellettuale come Maria Giacobbe. Allora, da Copenaghen arriva Michela Venturi, una laurea in scienze biologiche a Cagliari. Lei stessa si definisce una figlia di migranti, esperienze di lavoro dapprima con una ditta gallese, il Galles, e poi in Danimarca, dove tra l'altro ha assunto un ruolo di importante responsabilità per un'azienda. In qualche modo lei è la capofila, la responsabile dell'attività di questa azienda in una decina di altri paesi tra Scandinavia e Sud Europa, Italia compresa. Da Michela ci facciamo raccontare la sua esperienza e il suo auspicio eventualmente per un ritorno dalle nostre parti. Sì, grazie, buonasera. Innanzitutto, prima di parlare di me, vorrei solo dirvi che è un peccato che vi siate persi Silvia Tolu, perché Silvia sta come me a Copenaghen e si occupa di neurorobotica, una delle pochissime donne al mondo che lo fa, e quindi sarebbe stato bello sentire la sua storia, però per ritardo abbiamo iniziato in ritardo e quindi ho dovuto andare a prendere l'aereo, purtroppo per tornare a casa perché ha famiglia. Giusto questo volevo dirvi. Poi, per quanto riguarda me, sì, io mi sono laureata a Cagliari in biologia, in scienze biologiche, vecchio ordinamento perché non sono più una ragazzina ovviamente, e poi ho lavorato 1 anno e mezzo in Galles e poi c'è stata la possibilità di fare domanda per un master in Beck che ho vinto e quindi ho trovato, ovviamente prima di vincerlo, ho dovuto trovare un dottorato a Copenaghen. Ovviamente non sapevo benissimo cosa fosse un dottorato, nel senso sì, laboratorio e studio, però vabbè. Comunque ho cominciato questa avventura in Danimarca, ho fatto un dottorato in biologia molecolare dei lieviti e devo dire che c'era una differenza grandissima, incredibile, incommensurabile tra il laboratorio in Sardegna e in Danimarca. Tutto moderno in Danimarca, niente di fatiscente, non dovevo riciclare puntali, non dovevo fare niente di tutto ciò e quindi la ricerca ovviamente va avanti. Purtroppo quando io ero studentessa, magari ero anche io capitata in un laboratorio con pochi fondi, però veramente la ricerca andava veramente a rilento e pochissimi progetti interessanti, cose molto basiche perché praticamente mancavano anche le idee, mancava la conoscenza di poter fare domanda per grants e fondi pubblici in generale. Quindi questo ovviamente porta a una stasi della ricerca, dei risultati. Io per scrivere questo decalogo ho fatto una piccola ricerca, io mi sono laureata nel 2005, praticamente tutti i paper, gli articoli scientifici erano sulla talassemia o su piante endemiche sarde. Adesso la situazione è migliorata, però ovviamente serve collaborare, serve con altre università straniere ovviamente, anche ditte, però serve anche aprirsi mentalmente a un'evoluzione della ricerca. Io lavoro in ambito scientifico ancora adesso, sono Sales Development Manager per una ditta danese, mi occupo della Scandinavia, Sud Europa, Italia inclusa, ovviamente per la lingua, perché c'è sempre un po' di problema con l'inglese in Italia, e poi anche dell'Accademia in Gran Bretagna. Lì ovviamente mi rendo conto delle differenze anche a livello di conoscenza dell'immunologia, perché io lavoro anche se ho fatto un dottorato in biologia molecolare con immunologia, le differenze sia a livello
di conoscenza delle università, dei miei clienti, diciamo, ma anche a livello burocratico. Come si diceva stamattina, la burocrazia. Se io devo vendere qualcosa in Italia, devo far firmare, controfirmare con cera l'H, il mio sangue, ancora analisi del sangue, ancora mia, ancora un po', per dare l'approvazione, perché per evitare di magari imbrogliare il sistema, si crea un sistema burocratico lunghissimo che quindi blocca tutto. Quindi questi poveri ricercatori, inclusa la Sardegna, per poter comprare reagenti devono fare una trafila, la ricerca va lento e gli altri pubblicano sempre prima, pubblicano in giornali impact factor molto più alti e quindi qui noi rimaniamo sempre indietro. È così, sia in Italia che in Sardegna ovviamente, non parlo solo della Sardegna. E questo è... Questa purtroppo è una delle cose un po' tristi, che io ho parlato molto del mio ambito, anche il fatto che noi in Italia abbiamo tanta gerarchia. Io vado a pranzo col mio CEO, cioè non io da sola, con tutti i colleghi, siamo in 40, cioè noi ci diamo del tu ovviamente, invece qui c'è sempre questa in Italia la gerarchia, chiamare tutti per titolo, dare del lei a tutti, cioè bisogna rilassarsi un pochino. Infatti rilassiamoci, perché cioè, non è il titolo che ci fa come persone, ovviamente, cioè, è solo un titolo di studio quello, no? Alla fine è quello che abbiamo in testa che è importante. Quindi io forse nel mio intervento sono stata un po' polemica su queste cose, se vi capita di leggerlo. Ovviamente i trasporti, certo per me è difficile venire in Sardegna, costa un botto di soldi, però vabbè, me lo posso permettere, per fortuna grazie al lavoro che ho, però è brutto perché non è sempre così, perché comunque è difficile anche conciliare orari e cose varie, insomma, quindi ecco, questo è, adesso non continuo, sto zitta che è meglio, ecco, scusate. Grazie allora anche a Michela Venturi. Allora, in questo nostro viaggio ci trasferiamo in Spagna, più esattamente a Valencia, che come detto è una delle ultime nuove mete della giovane migrazione isolana, esperienza che ha maturato anche Valentina Serra. Lei viene da Sestu, nel suo passato anche attività nell'ambito del teatro e dell'arte, poi esperienze ancora in Olanda, un Erasmus a Santiago di Compostela, nel 2015 approda a Barcellona e da Barcellona poi a Valencia. Per fare che cosa e con quali ulteriori speranze per il futuro? Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, la mia esperienza è forse una delle più variegate, perché insomma, in virtù dell'Erasmus fatto nel 2004 decisi di, insomma, dopo la laurea, dedicarmi a viaggiare, ad avere un'esperienza internazionale. Ho studiato storia dell'arte contemporanea e ho sempre comunque cercato di valorizzare sia i miei interessi personali che insomma, il mio curriculum universitario. Insomma, dopo 3 anni in Olanda, non avendo trovato quello che aspettavo, però comunque avendo anche potuto constatare con mano l'agilità, la modernità, la freschezza sia del mercato lavorativo ma anche della società nord europea, che comunque è una cosa che dal mio punto di vista in Italia, in Sardegna manca. Ho deciso semplicemente di andare a Barcellona, che comunque resta forse insieme a Madrid la realtà internazionale più rilevante nel territorio spagnolo. Una cosa che io posso dire con moltissima serenità è che non ho mai avuto problemi in Spagna a cambiare lavoro, trovare nuove opportunità, confrontarmi anche con culture, persone differenti. In Catalogna, insomma, ricordiamo che c'è un indipendentismo molto differente dal nostro, molto avanzato, sia linguisticamente, perché si parla attivamente una lingua, si difende e si promuove. Si promuove per le nuove generazioni e così, nella stessa maniera, comunque si cerca di fare anche a Valencia. Io a Valencia sono capitata per un trasferimento di lavoro. Insomma, ho avuto un'opportunità che ho colto e
anche qui posso dire che comunque è l'agilità che manca nella nostra terra. Ed è quella stessa agilità che oggi non mi permetterebbe di rientrare, perché io auspico un ritorno, insomma, io credo che la nostra generazione sia una generazione molto fortunata. Abbiamo studiato, abbiamo avuto delle opportunità molto diverse da quelle presenti in sala. Ci sono persone che sono partite 50-60 anni fa e sono partiti con un altro bagaglio, con un altro background. Noi possiamo prendere, partire, cambiare paese, tornare però a che condizioni? Questo ed è tutto molto complicato, molto molto complicato. Per cui, insomma, io personalmente auspico un avanzamento, un miglioramento e anche uno snellimento della burocrazia per eventuali ritorni, perché è vero, insomma, perché noi siamo sì giovani, ma non siamo più tanto giovani, insomma. Grazie molte. Cioè, come vedete è un elemento questo che ricorre, no? Sul fatto che magari ognuno in cuor suo aspirerebbe a ritornare, però allo Stato le condizioni non sussistono. Chi è arrivato a Valencia da ormai 11 anni, anche Pierluigi Melis, che credo abbia origini ogliastrine, ha lavorato nel settore del marketing, ma si è talmente integrato nella comunità valenziana da diventare guida turistica ufficiale di questa comunità. A lui la parola per farci raccontare questa sua esperienza. Innanzitutto grazie e buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anch'io Peppe e Pierpaolo, non Piercarlo, Pierpaolo, per l'occasione che ci avete dato. Spero di sviluppare un po' gli argomenti che già hanno affrontato le mie colleghe, senza ripetermi troppo. Tra l'altro siamo credo tutti allineati su molti argomenti, tutti i presenti qua, soprattutto sul tema dei trasporti. Mi spiace Assessore, però oggi è già così. Io sono, appunto, mi chiamo Pierluigi Melis, vengo da Jerzu, mia mamma è di Orgosolo, ho sempre vissuto a Jerzu, però poi ho fatto le esperienze sia a Cagliari, come laureandomi in beni culturali, e poi alla Sapienza a Roma in storia e critica dell'arte. Da 11 anni appunto sono a Valencia, sono felice di essere a Valencia, e qui apro una mia piccola parentesi su Disterru, come lo definiva Peppe, attuale della nostra generazione. Non credo debba essere vissuto come un qualcosa di tragico se non viene sfruttato. Cioè, noi alla fine, io per esempio, come esperienza personale, dopo la triennale ho cominciato a lavorare con la mitica Maria Lai alla Stazione dell'Arte, insomma un'artista riconosciuta, famosa, che tra l'altro amica di famiglia, e quindi potevo benissimo rimanere là alla Stazione dell'Arte, però infatti io non mi definisco un talento all'estero ma un curioso all'estero, perché la mia curiosità mi ha spinto anche a interfacciarmi con una realtà europea, e anche lì voglio sottolineare, siamo sardi, e io lo dico, la mia nazione è sarda, ok? E siamo sardi in Europa, okay? Quindi siamo cittadini europei, e lì è per questo che anche a livello di continuità territoriale mi ha fatto piacere che l'assessore ha fatto ha parlato anche di questo, cioè di una visione della continuità territoriale a livello europeo, perché non solo a noi immigrati ci serve per poter tornare a casa a prezzi con tempi decenti, ma per poter aprire la Sardegna all'Europa, ok? Poter farci tornare a noi più spesso, anche per sviluppare i nostri talenti, okay? La nostra esperienza. E poi io lavoro nell'ambito culturale, io porto gruppi di spagnoli in giro per l'Italia, vi faccio vedere all'interno gli Uffizi a Firenze, perché sono guida sarda, quindi ho il tesserino nazionale italiano e quello spagnolo, in cui insomma, preso facendo praticamente un esame di Stato. Quindi la realtà con cui dobbiamo interagire è europea, e abbiamo il dovere, secondo me, di far arrivare
gente dall'Europa, non solo immigrati sardi, e aprire la nostra società all'Europa e far conoscere la nostra società all'Europa, che è apprezzatissima, perché i valori che abbiamo noi, i prodotti che abbiamo noi, ce li invidiano, li apprezzano moltissimo e sono anche disposti a pagarli quello che giustamente valgono. Per quello, dal punto di vista dei trasporti, sottolineo il fatto che ho tanti amici imprenditori della pasta fresca, Jerzu è anche paese dei culurgionis, non solo del vino, e il fatto di pensare, poter agevolare in un futuro il trasporto merce, soprattutto del congelato, perché i nostri prodotti sono freschi e sono buoni e apprezzati per quello, perché sono freschi e artigianali, poter dare una rete europea di trasporti a questi piccoli imprenditori che non ce la fanno da soli. Il mio amico della pasta fresca non riesce a riempire un pallet da solo di prodotti freschi e inviarmelo a Valencia. Quindi chiedono queste realtà un aiuto da parte della regione e non solo da parte dell'Europa. E sottolineo anche qui il fatto, entro un po' in ambito scolastico, sempre cercando di avere una visione europea della nostra realtà. E quando vengono le scolaresche a fare visite guidate a Valencia, mi chiedono a volte consigli. Cosa studiamo? Cosa dovremmo... Ho detto, qualsiasi cosa facciate, ingegneri, storici dell'arte, imparate le lingue. 2, 3, anche 4, perché siamo cittadini europei. Quindi a fin dei conti, qualsiasi... è quasi, tra virgolette, senza volermene, cioè i dottorati vanno benissimo, a me stesso piacerebbe farne uno, però un ingegnere, un storico dell'arte ha un curriculum molto più pesante se parla più lingue, perché stesse società sarde o italiane tendono di più verso questi profili, perché sono tutte radicate in Europa. Questo è un suggerimento anche modestamente alla mia posizione che do, che apporto, no? Assieme a quelli dei miei colleghi, che saluto tutti, bravissimi, tra l'altro con qualcuno ho parlato anche in sardo, e qui torno a un tema molto che mi sta a cuore. La lingua sarda. Mio figlio di 3 anni a Valencia fa il 65% delle sue lezioni giochi, perché sarebbe da 3 anni, però le fa il 65% in valenziano. Non è tutto ciò che luccica, dietro al valenziano c'è un sacco di polemiche, però cosa succede? Che a un certo punto sono messi d'accordo e hanno detto o lo insegniamo nelle scuole o ci bruciamo una generazione e poi non lo recuperiamo più. È quello che chiedo io da sardo all'estero, vivendo questa realtà tutti i giorni. Per cortesia, fate qualcosa per la lingua sarda, mettiamoci d'accordo per una grammatica comune. Qui gli esperti ci sono. Sono da Mario Puddu al signor Pepe Corongio, a un sacco di intellettuali sardi che apprezzo e seguo veramente con tutta la mia stima, da cui imparo proprio giornalmente. E ci vuole sardo nelle scuole, per cortesia fatelo, perché lo voglio imparare anch'io. Cioè. A me l'ha insegnato mia nonna. Mi ha detto no, non allegri su italiano morisco, ti insegno io. Quindi da quel punto di vista, per cortesia, facciamo qualcosa immediatamente e sfruttiamo l'Europa. E qui concludo, perché sennò veramente vado a ruota libera. Sì, ti chiederei un po' di sintesi. Esatto. Mio babbo, che è ex giornalista dell'Unione Sarda, sempre mi diceva di sintetizzare, però poi ho fatto la guida turistica e di sintesi non è tutto il contrario. Siamo andati verso un altro... Una cosa per appunto concludere, il fatto, scusate, mi sono un attimo preso nei miei pensieri, niente di valorizzare i circoli che ci sono all'estero, perché sono veramente delle ambasciate e ci facciamo, tra virgolette, il mazzo, scusate il termine, tutto a base di volontariato, per promuovere la Sardegna, e siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di iniziativa. Sfruttateci per cortesia. Sfruttateci, perché siamo là. Ok? E nulla, vi ringrazio. Grazie. Scusate se sono stato troppo... No, grazie molte a Pierluigi
Melis, anche per questo ultimo appello, insomma, che credo insomma, arrivi da tutto il mondo dell'immigrazione organizzata in giro appunto per l'Italia, l'Europa e nel resto del mondo. Allora, queste sono le esperienze che noi abbiamo raccolto qui per voi, però vi suggerirei di andare a leggere le altre storie, le altre esperienze raccontate in questa pubblicazione del Decalogo dei talenti sardi, quindi anche le storie di Valerio Violo, Valentina Matta, Davide Deiana, tutti in Danimarca, Bobore Busa che invece sta in Svezia, e ancora altre esperienze interessanti raccontate da Alessio Pani, Claudio Sciavraure in Spagna, Roberto Caria sempre in Spagna, Pieranna Ziccheddu, insomma, e altri ancora, qualcuno mi sfugge, insomma sono tutte esperienze interessanti, anche quelle di Rita Burrai, Antina Emilia, e con questo credo di aver completato il giro. Ecco, intanto da questo rapido giro che abbiamo fatto, Giuseppe, che tipo di sintesi ti viene di realizzare, o che altro spunto magari può essere emerso da queste riflessioni che abbiamo fatto? Ma intanto, se qualcuno è interessato ad avere la copia cartacea, ne abbiamo qualcuna, qui non moltissime, però poi possiamo fare anche un invio del PDF per diffondere il più possibile quest'opera. Ma le proposte sono tante, io invito veramente a leggere perché mi sento solo un mediatore, veramente, cioè, come avete visto poi le testimonianze dirette sono molto meglio anche della narrazione immediata, e quindi no, una cosa che mi ha colpito magari fra le tantissime, l'abbiamo chiamato Decalogo proprio per quello, per un motivo pragmatico: fateci 10 proposte per la Sardegna, così poi noi cerchiamo di diffonderle e discuterne. Ce ne sono tante in ogni ambito, ognuno poi ovviamente si specializza nel suo, in particolare ci sono interventi più politici, più sul lato economico, però una cosa che mi ha colpito e che vorrei raccontare anche come chiusura sul lato proprio delle proposte concrete, che magari può interessare proprio gli operatori dell'assessorato e chi si occupa di emigrazione, diciamo dal punto di vista professionale, che lo vive tutti i giorni, la necessità che viene fuori per acchiappare questo mondo di competenze, tante queste risorse che rischiano di essere disperse, affiancare, oltre al sistema verticale, no, della regione che esiste da tanti decenni e che fa egregiamente il suo compito, quindi l'assessorato, le associazioni di tutela, le federazioni, i circoli, provare a pensare, a intuire, a immaginare anche un livello più orizzontale di società, di associazioni, di entità comunque che possano lavorare un po' al di fuori di queste pastoie burocratiche. Tutti ce l'hanno con i burocrati, io adesso sorrido con Adallai perché noi delle varie cose condividiamo anche questo mestiere, però ecco, al di là della struttura, ecco, di questa struttura verticale che egregiamente compie il suo ruolo, forse provare a immaginare delle strutture più leggere che possano muoversi in questo mondo grande e terribile, come diceva il nostro caro vecchio Antonio Gramsci, per cercare di acchiappare queste competenze e coinvolgerle in un lavoro comune. Per esempio, dalle testimonianze che sono state citate di Antina Emilia, di Pieranna Zuncheddu, che è una che lavora nella finanza, anzi lavorano tutte e due nella finanza a Londra, emerge proprio questa necessità, questa voglia che hanno i sardi del Sudisterro di restituire un po' alla nostra patria quello che hanno avuto. E questo concetto di restituzione, de dorrai soprattutto angelo, si direbbe in sardo. Tra l'altro l'opera appunto è bilingue, io giuro che non c'entro niente, è stata una scelta spontanea degli scrittori. Cioè questo concetto della restituzione è molto presente in tutti gli interventi, cioè i sardi che sono in Sudmundu del Sudisterro vorrebbero restituire qualcosa e spesso non riescono. Non so se è il problema di tornare, andare, secondo me, non lo so, forse questo è anche più un problema sentimentale, no? Che è concreto. Però il concetto, perché poi si può vivere anche a cavallo di due territori, si può viaggiare molto meglio, quindi si pone anche meno il problema del rientro. Però il problema della restituzione sì, io ho imparato delle cose all'estero, mi sono fatto valere, ho una mia dignità, ho una mia... Ecco, vorrei
restituire qualcosa alla Sardegna. Io volevo regalare una cosa a mia lavoro. E Gasi si sa. Allora, grazie molte a Giuseppe Corongiu e anche ai giovani, anche se non più giovanissimi talenti che sono arrivati da mezza Europa. Vi congedo perché abbiamo anche, grazie ancora del vostro contributo, perché abbiamo ancora un po' di comunicazioni, dati i tempi al solito estremamente telegrafiche, però grazie ancora, vedremo di farci stare un pochino tutto in questa mezz'ora grosso modo di cui ancora disponiamo. E allora, a proposito di talenti che arrivano anche da lontanissimo, perché hanno varcato anche l'oceano, è il caso di Giovanni Piliarvu, che vorrei si avvicinasse qui sul palco. Lui è un fotografo sassarese che le sue competenze e le sue professionalità è andato, ci accomodiamo qui velocemente, è andato a maturarle, a perfezionarle in Giappone, e in qualche modo poi credo, magari ce lo anticiperà lui stesso, nei prossimi giorni si farà, come dire, ulteriore ambasciatore di forme della nostra cultura per i giapponesi. Raccontaci un po' in sintesi, Giovanni. Allora, io sono nato a Sassari, ho vissuto fino a 19 anni a Sassari e poi un giorno ho detto a mia madre: io vorrei andare a studiare a Firenze per studiare il giapponese. Il giapponese, allora, non ci sono giapponesi in sala, quindi lo posso dire, non mi è mai interessato per niente il Giappone e sono finito a vivere là. Ci sono 16 anni, era semplicemente una scusa di uscire un po' dall'isola per vedere il mondo. E dopo varie vicissitudini, 10 anni a Firenze, sono finito a Tokyo per un tirocinio e sono ancora là. Allora, mi occupo di fotografia da 10 anni come professionista, e tutto è nato da mio zio aveva un negozio in Viale Mancini a Sassari, perché è di Sassari, e quindi avevo rullini a casa, macchine fotografiche, e aiutavo mia madre a fare le foto. Lei era insegnante di scienze, aiutavo a fare le foto per fare i giornalini scolastici. E adesso sono finito laggiù, sono fotografo di paesaggi e di feste popolari. Allora, una cosa a cui ho riflettuto un po' adesso, sento anche parlare gli altri, la Sardegna nel cuore, quella c'è, nel mio lavoro di fotografo la sento parecchio, perché il fatto di fare le feste popolari, di fare foto di feste popolari in Giappone è sicuramente nato dal fatto che io dal mio terrazzino in Via l'Italia vedevo passare la cavalcata sarda, mi ricordi del torrone che andavamo a prendere la sera durante la festa, quindi insomma sono andato un po' a cercare la Sardegna in quello che è un'altra isole in realtà. Quindi l'esperienza all'estero mi ha aiutato a maturare, ho avuto tante nuove esperienze lontane da questa terra, però comunque la Sardegna è sempre nel cuore. Ho capito, anche se mi pare di capire questa permanenza in Giappone è destinata a prolungarsi allo stato. Ma io ho la fortuna di fare il fotografo paesaggista, quindi i paesaggi non vengono a casa, devo andare a cercarli io, quindi ho la fortuna di viaggiare, ho anche la fortuna di avere una posizione di privilegio per presentare la nostra isola, che dal punto di vista fotografico è una meraviglia incredibile. Ogni anno faccio una mostra personale per la mia galleria, Island Gallery tra l'altro, collegata all'isola. La prima copertina della mia mostra personale è stata la foto che vedete qua davanti, la foto della torre aragonese di Stintino, della Pelosa, e quindi insomma cerco un po' di infilarci quello che è la nostra isola ogni tanto. E intanto, per concludere, credo possiamo anticiparlo, però ti prepari a portare qualcosa di sardo ai giapponesi, sì, ai esatto. telespettatori, in particolare giapponesi. Sono stato contattato dalla televisione nazionale giapponese, NHK, mi hanno chiesto di fare dei piccoli set di spezzoni di 3 minuti che verranno trasmessi per 3 mesi, penso, sulla televisione nazionale. Li accompagnerò alla festa di Sant'Ifisio, anzi loro accompagneranno me mentre lavoro, e poi li porterò un po' in giro per la Sardegna, quindi speriamo che sia un'occasione di far venire la voglia ai giapponesi di venire qua e di non andare solo in Sicilia, perché la Sicilia la conoscono, la Sardegna no, purtroppo.
Bene, questo è anche il nostro auspicio, grazie a voi. Giovanni Pigliardo, molti auguri allora per la tua attività. Allora, questa è la scena della immigrazione sarda attuale di questi tempi. Noi adesso invece, come dire, recuperiamo una sorta di flashback, torniamo un pochino indietro per raccogliere anche in questo caso testimonianze e riflessioni abbastanza rapide da chi l'evoluzione dell'immigrazione sarda l'ha conosciuta da diversi decenni e da parte di chi in qualche modo poi ha preso una decisione, quella cioè di ritornare e di ristabilirsi dalle nostre parti. Allora inviterei qui sul palco Tonino Mulas, che credo non abbia bisogno di ulteriori presentazioni per il ruolo svolto in tanti anni anche all'interno della Fasi, e inviterei anche Alberto Caschili, che è uno di gli immigrati di ritorno, insomma, come li chiamiamo noi. Anche lui ha varcato l'oceano. Allora, accomodatevi pure, Tonino e Alberto. Eccovi qua. Munitevi di microfono, per favore, che sono lì sul tavolo. Allora, Tonino, sembrerebbe acceso. Tonino, allora, le tue riflessioni alla luce, voglio dire, di questi 2 giorni di lavoro in cui c'è proprio una proiezione molto determinata al futuro e a questo ridisegnare un po' la nostra immigrazione. Tu che invece hai conosciuto quella che ricordavamo agli inizi, che era fatta soprattutto di operai che andavano a lavorare in fabbrica, qualcuno andava anche a lavorare in miniera, altri ancora operavano nei ristoranti e così via. Tanto parto da questa domanda ringraziando l'assessore e ringraziando chi ha preparato questa, diciamo così, rassegna di testimonianze che sono venute appena prima di noi. Ringrazio perché nell'ambito di questa conferenza è uno dei motivi di riflessione. Uno dei motivi di riflessione in senso critico e anche autocritico. Parlo per me, ma penso che sia quella che è venuta una testimonianza e una lezione di come una continuazione possibile c'è e rispetto alla quale, non a caso per esempio, vengono quasi tutti dai paesi di nuova formazione dei circoli e non, anche se abbiamo esperienze estremamente positive in Italia, abbiamo il nostro gruppo dei giovani che sta facendo dei progetti interessantissimi, ma parlando di noi dobbiamo in qualche modo interrogarci anche criticamente. Questa volontà, questa forza non utilizzata, non sfruttata, è anche responsabilità nostra se non l'abbiamo intercettata bene, se non l'abbiamo intercettata abbastanza. Allora, che cosa vuol dire? Scusate se parlo per spot, perché i tempi sono quelli che sono. Allora, che cosa vuol dire una conferenza dell'emigrazione? Una conferenza dell'emigrazione, per me, sono partito da un punto evidenziato adesso, è il rinnovo di un patto fra il mondo dei sardi di fuori, preferisco in questo momento cambiare linguaggio e chiamarle sardi di fuori, perché la dimostrazione di questi giovani, talenti o non talenti, tutti i giovani che vanno in giro oggi si sentono europei, non si sentono né tedeschi prima di tutto, né danesi, né spagnoli, si sentono giovani sardi fuori Sardegna e partono dal fatto di voler ridare qualche cosa. Se non c'è questa possibilità, la responsabilità è nostra, prima di tutto delle strutture organizzate dell'immigrazione e in secondo luogo ovviamente anche della Sardegna. Per rinnovare un patto bisogna essere in due. Allora, il significato di questa conferenza, ringrazio qui l'assessore perché comunque ha avuto il coraggio in un momento di difficoltà di farlo, di buttare il cuore oltre l'ostacolo con tutti i problemi che c'erano e che ci sono stati, secondo me anche con tutti i limiti. No, come uno spot non riesco a entrare ovviamente nel merito. Ma in questo
Due elementi per esempio positivi, solo per spot, quello che era contenuto nelle parole, poi faccio su questo una comunicazione di servizio, dell'assessore Moro, e quello che è nell'impostazione che deriva dalle risposte del questionario, cioè la volontà, capacità di coinvolgerci su un'agenda che è un'agenda che segna l'orizzonte dello sviluppo della Sardegna, no? Questo è quello che c'era e che c'è in positivo. Quello che c'è, o meglio, quello che non c'è in questa conferenza è un approfondimento dei nostri problemi per costruire l'emigrazione del futuro. Allora, questo elemento che dicevamo di questi giovani è l'elemento del futuro rispetto al quale dobbiamo andare. Emerge da qui, ma lo dobbiamo organizzare. Non poteva essere contenuto questo nell'agenda 2030, non poteva. Quindi questo è un punto di partenza. Qual è il punto d'arrivo? Lo dico perché se no ne parleremo a iosa per altri 20 anni, e non lo faremo, è il punto di partenza per arrivare a una nuova legge che prenda i contenuti che possono emergere qui per cambiare l'organizzazione, mantenendo l'ispirazione di quel patto, ma arrivando a dire in quali modi la riorganizziamo, cosa vuol dire la comunicazione, cosa vuol dire il fatto che in un continente di milioni di persone ci sono 100 sardi che si vogliono impegnare su dei progetti. Cosa vuol dire fare, esempio, il coraggio di fare un circolo online? Ma naturalmente con le regole, non che... No. Cosa vuol dire fare il gruppo di lavoro che possa essere finanziato come progetto ed è un progetto di scopo senza necessità che magari abbia una sede, le spese fisse e tutte quelle robe lì? Sto parlando di questioni che sono di carattere organizzativo. E questo è molto... È colpa di Franco Sildi. Allora, è chiaro che se questo è un punto d'arrivo, dobbiamo pensare anche criticamente a come siamo arrivati qui, per esempio sulla questione della legge, per determinarne i contenuti. Io mi permetto di dire che forse la Consulta e le federazioni dovevano avere un ruolo maggiore nel preparare questo, perché avremmo fatto, adesso faccio di sé sì, sono piene le fosse, insomma, no? Ma se alcuni contenuti fossero discussi prima, saremmo arrivati con un coinvolgimento anche delle nostre organizzazioni e una riflessione che non c'è stato. Si può dire ci sarà da questo momento in poi perché porteremo questa esperienza, ma se no restano, diciamo così, restano chiacchiere se noi non riusciamo a trasportare quello che impariamo qui, a portarlo come dibattito per la trasformazione delle nostre stesse organizzazioni. Questo io credo che sia un punto fondamentale. Da che cosa partiamo? Da un principio fondamentale, ecco perché dicevo anche coinvolgimento maggiore della Consulta, che è un organo consultivo, non è che sto parlando di quale potere, non ha un potere, ma in quanto funzione sì, può avere una funzione che è maggiore di quella che attualmente viene attribuita anche dall'attuale politica regionale. Che cosa è mancato ancora in questa organizzazione? In un patto che è difficilissimo, questo patto, perché non c'è più l'agenda immigrazione come c'era negli anni 60. Per esempio è mancato l'incontro con, io spero che domani, dopodomani, si rimedi a questo, ma basta con l'opinione pubblica. Avete visto sui giornali? Cioè, se chi ha esperienza, Domenico, che ha esperienza di tanti anni fa, cioè un evento di una conferenza d'organizzazione diventava un momento di dibattito pubblico. Allora, è questo perché non gliene frega niente ai sardi dei suoi emigrati, ma poi in realtà ognuno ha un immigrato. Probabilmente è perché c'è bisogno di una capacità nostra di comunicazione e di un'apertura di un dibattito che non c'è.
Non c'è, nella società sarda abbiamo tanti momenti di spezzettati di rapporto anche a questo mondo dell'immigrazione. Non abbiamo un dibattito generale sulla questione migrazione e quindi anche su questo bisogna arrivare a una cosa. Ti inviterei a chiudere. Sì. L'ultima cosa. era l'invito appunto a chiudere, mi pare di aver capito. Ragione. L'ultima cosa. L'assessore ha annunciato questo accordo. L'assessore ha annunciato questo accordo e questo accordo bisogna realizzarlo. Naturalmente ci sono delle questioni anche di carattere tecnico, legislativo, organizzativo. Una convenzione, siccome non è contenuta nella legge, va affidata a una struttura. Una struttura deve essere una struttura professionale abilitata per legge. Noi abbiamo la fortuna di avere questa struttura abilitata per legge. Giustamente l'assessore ha detto non vale solo per gli emigrati che stanno in Italia, deve valere per gli emigrati che stanno in Europa. Allora, siccome nel patto che dobbiamo rinnovare non è soltanto il patto fra il mondo dei sardi fuori e il mondo dei sardi dentro, dobbiamo rinnovare anche un patto fra di noi, cioè anche fra di noi dobbiamo ripartire, magari superando se ci sono stati errori, se ci sono stati limiti, abbiamo avuto carenze di comunicazione fra di noi, abbiamo avuto carenze di concertazione fra di noi. Allora ripartiamo da una cosa che vale per tutti, come ha detto l'assessore Moro, che vale come un diritto riconosciuto a tutti i sardi emigrati, ridiscutiamo insieme come realizzarlo, noi mettiamo a disposizione le nostre strutture e la nostra esperienza in questo campo, l'esperienza di chi ha portato 70.000 persone a viaggiare l'anno scorso e discutiamo intanto a partire con le federazioni europee, ma discutiamo come realizzare questo pezzo di accordo che è uno dei contenuti di quel patto che stiamo rinnovando. Grazie molte a Tonino Mulas anche per questi molti elementi di approfondimento e di riflessione che così ha messo sul tavolo. Con Alberto Caschili in pillole invece questa esperienza da immigrato oltreoceano, Brasile credo, quanto è durata e poi il ritorno. Tu forse sei riuscito a trovare quelle condizioni per il rientro che molti dei giovani che abbiamo sentito ancora invece non riescono ad avvertire. Sì, intanto ringrazio per l'invito l'assessore, tutti i colleghi emigrati. Io sono uno che è partito a 39 anni, ha deciso di cambiare vita e emigrare in Brasile per svolgere il lavoro che qui svolgevo, ma per confrontarlo con un altro mondo. Ha avuto un certo successo, ho avuto anche esperienze importanti nella Camera di Commercio Italo-Brasiliana, mi occupavo di formazione non solo di sardi ma anche di italiani laureati che volevano entrare nel mondo dell'impresa e quindi di trasmettere in Brasile una possibilità di accesso ai sistemi formativi italiani per, diciamo così, i futuri impresari in vari settori di attività. Passati 27 anni ho deciso di riemigrare, questa volta in Sardegna di nuovo. E quindi sono tornato con la mia famiglia e la situazione che ho trovato è chiara, è molto modificata rispetto a 30 anni fa, in tutto, nelle strutture, nella conduzione, eccetera. E per l'emigrazione invece non sono cambiate poi tante cose, anche perché la legge ha 33 anni. E io avevo collaborato con alcuni dei più anziani alla stesura della prima legge, della legge numero 7, e poi ho collaborato anche stando in consulta a una ventina di tentativi di modificarla, cosa che non è mai avvenuta per vari motivi. E oggi vorrei dire sinceramente, dopo tutta questa esperienza, che intanto la legge numero 7 è stata ed è una buona legge. E non bisogna, se non ci fosse stata la numero 7, non ci sarebbe l'organizzazione dell'immigrazione sarda all'estero. Allora io sono preoccupato di cambiare la legge. Sì, alcune sono cose che c'è bisogno di un forte snellimento burocratico, di un forte snellimento amministrativo, perché noi diciamo che i nostri immigrati sono gli ambasciatori della Sardegna all'estero. Ok, ma non sono ambasciatori che abbiano diritto all'immunità. E quindi devono rispondere nei paesi dove sono alla legislazione vigente, alle normative vigenti
e adattare il circolo a quelle normative. Allora bisognerà anche fare uno sforzo, non solo per modificare alcune cose della legge. Chiaro, ci sono alcune cose che sono ferme al 71, rimborsi agli immigrati che rientrano fatti con spiccioli e cose di questo tipo. Però bisognerà fare uno sforzo per modificare sì che cosa? La mentalità di alcuni tecnici che applicano la legge per capire, diciamo così, acquisire la sensibilità di sapere che quando si rivolgono ai circoli, la legge numero 7 non è un'arma da usare contro i dirigenti di circolo per obbligarli a fare determinate cose. Che loro devono avere l'orgoglio di collaborare con volontari che hanno donato decine di anni della loro vita per aiutare in quello che hanno potuto, riuscendo o meno, comunque aiutare la Sardegna. E concludo ora, anche perché il mio amico si è portato via molto tempo, voglio dicendo questo. È chiaro che il fenomeno demografico ci preoccupa a tutti. È possibile pensare a un rientro da alcune aree che vedono la Sardegna e l'Italia come più appetibile rispetto alle loro situazioni di lavoro? È possibile, però bisogna pensare seriamente a modifiche anche della legislazione del lavoro, al riconoscimento dei titoli, al riconoscimento delle qualifiche delle professioni. Io ve lo dico perché lo vivo in prima persona. Mio figlio, che sta lì seduto, è da 3 anni che col Ministero della Salute tenta di aver riconosciuto il titolo di tecnico di radiologia. E allora è chiaro che ci sono ostacoli a queste situazioni. È chiaro che poi, parlando davanti all'assessore al lavoro, non posso che dire che anche in Sardegna non è immune da problemi di questo tipo, perché io potrei citare a voi, ma non lo faccio per questioni di privacità, ma almeno una ventina, una trentina di imprese cagliaritane che, arrivato l'estate, decidono improvvisamente di assumere ragazzi che passano più di 25-30 anni con contratto di stage, ossia di farli lavorare per 6 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, pagandogli 400-500 euro al mese. Ecco, questo non è più sopportabile, non è più tollerabile. Bisogna che siano presi dei provvedimenti per vietare che lo sfruttamento di questi giovani, perlomeno oltre un certo limite di età. Questa è una situazione che ho trovato al mio rientro e spero in qualche modo di avere modo di contribuire a risolverla. Grazie per la vostra attenzione. Grazie molte ad Alberto Caschile anche per la immediatezza e chiarezza, insomma, delle sue riflessioni e delle sue denunce. Grazie molte, come ringraziamo tanto anche Tonino Mulas per il suo contributo. Allora, una manciata di minuti, perché stiamo andando veramente spediti se possibile, perché ci attende un altro panel estremamente interessante con un contatto ulteriore, insomma, col mondo giovanile dell'immigrazione sarda. Allora, una manciata di minuti la concediamo anche a Bastianino Mossa, presidente. Sì, è previsto. Abbiamo così concordato. Bastianino Mossa. Sei preparato, Bastianino? Sì. Ah. Allora, Bastianino Mossa, perché lo stiamo coinvolgendo? Perché ci deve parlare di un altro progetto che riguarda interventi estremamente importanti sul territorio isolano, progetti che peraltro maturano anche attraverso, come dire, le competenze e le esperienze che ugualmente sono maturate un po' anche all'estero da parte dei nostri immigrati. Dici tu di che cosa si tratta questo progetto Montiferro, come lo abbiamo battezzato? Allora, innanzitutto il progetto nasce da sempre, l'ho accennato ieri, nasce un po' dalla disgrazia dell'incendio che conosciamo del 1900, che è passato, che ha distrutto tutto, ha distrutto ogni pianta, ha distrutto anche, soprattutto anche l'animo delle persone, no? Meno male non ci sono state vittime umane. Allora, nasce dal fatto che noi come Fasi abbiamo raccolto dei fondi, ma non solo, l'abbiamo raccolti anche poi in Giappone. Infatti, so se c'è Giovanni che è intervenuto prima, Pigliarvo, e li ha raccolti dalle donazioni non tanto dei sardi residenti in Giappone, ma dai giapponesi che hanno donato una consistente cifra che fa parte poi di questi 23.000 euro
che noi doneremo. E qui c'è Giovanni Galistu, che è segretario dell'associazione. Prego, Giovanni. Magari volevo... Prego. Giovanni, ciao. E abbiamo deciso di fare adesso una roba velocissima. Praticamente lo spieghi te, Giovanni, in 2 parole, in cosa consiste il progetto. Cioè, quindi noi emigrati avremo un pezzettino di terra coltivata a Cuglieri, dove potremo raccogliere le olive e magari anche venderle nei nostri circoli, nelle nostre famiglie anche fuori. Grazie. Grazie a tutti, grazie Bastianino. Ha condiviso con noi un percorso che abbiamo iniziato come Associazione Montiferru. Siamo un'associazione di volontari come voi nel mondo, subito dopo la catastrofe del luglio 2021, nel 2021 è stata la catastrofe più grande in Europa unita, descritta appunto dall'ISPRA in Italia e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Sono stati distrutti millenni di tradizione olivicola ed è stato distrutto un microclima, un sistema che interagiva fra bosco e agricoltura. Quindi ci siamo trovati davanti a questa situazione di dover reagire subito a questo disastro e nel nostro piccolo abbiamo iniziato questo percorso. Bastianino ci siamo conosciuti in un ambito lattiero-caseario, però detto questo abbiamo condiviso questo percorso e oggi la Fasi ci ha fatto questa donazione. Noi abbiamo voluto utilizzare questa donazione per fare innovazione nella sostenibilità, in particolare per il problema maggiore che oggi abbiamo. Avete sentito ieri a Cordoba 38,5 gradi, nel nord-ovest della Sardegna non piove ormai da 2 mesi e non pioverà nemmeno dopodomani a quanto pare, e quindi utilizzeremo questi fondi per fare dei progetti speciali di riconversione olivicola e di ricostituzione degli oliveti bruciati con metodi innovativi di agricoltura di precisione per soprattutto l'irrigazione, per evitare sprechi d'acqua e poi per incrementare quelli che sono i nuovi sistemi di allevamento, in modo tale da recuperare purtroppo il tempo che l'olivicoltura necessita per sua natura. E in questo modo cercheremo di dare un apporto a questo territorio che è mortalmente colpito nel cuore e molti ragazzi stanno andando via proprio perché non hanno più la possibilità di utilizzare quello che era un bel territorio e l'interazione fra bosco e agricoltura. Grazie a tutti di cuore. Grazie. Però dovete sapere quanto è grosso questo uliveto, perché se no uno dice quanti sono. Almeno 4 ettari. Sono 4 ettari, quindi sono circa 800 piante, non sono poche. Sono 4 per 5, sono circa 2000 piante. 2000 piante, beh ancora, quindi molto bene. E quindi niente, questi sono i numeri. Va bene, allora noi grazie molte. Giacomo, approfitto solo 2 cose così poi sparisco. Prego. No, abbiamo portato 2 pubblicazioni fatte che riguardano il mondo Fasi e il mondo soprattutto della lingua, quindi una di Paolo Pulina dove c'è anche la prefazione dell'assessore Lai, che raccoglie gli ultimi 5 anni di attività della Fasi pubblicate nel giornale online Totus Impari, e poi la pubblicazione sul plurilinguismo, quella roba che dicevamo anche qui ed è stato oggetto anche di molti ragionamenti dei talenti prima, delle persone che sono sedute, di Simone Pisano, che è un nostro linguista Fasi per eccellenza. Grazie. Grazie molte a Bastianino Mossa. A me adesso invece spetta il compito di dare spazio, come dire, all'istituzione, intanto all'assessorato regionale del lavoro. Inviterei qui Roberto Doneddu, che dell'assessorato è il direttore generale, anche perché credo abbia delle importanti comunicazioni da rivolgere alla platea. Siamo in una fase in qualche modo anche già di bilancio e di consuntivo, credo, di questa 2 giorni. Prego, c'è il microfono, Doneddu. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Ci accomodiamo perché mi sembra che abbiamo bisogno di fare un po' di lavoro insieme dopo. Io chiamerei qui sul palco con noi Daniele Frigeri, che è il direttore del CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, con i suoi colleghi, se sono in sala,
così ci aiutano a condividere i contenuti del lavoro preparatorio, no? Che ha portato alla pubblicazione di questo studio e anche in estrema sintesi dei lavori di gruppo, e poi proseguiamo con la condivisione dei contenuti di quella che può essere... Si stanno avvicinando, prego, accomodatevi pure. Quella che può essere la condivisione di una dichiarazione finale, se la vogliamo chiamare così, o forse di una dichiarazione di partenza. Scusatemi, fungo da qui addetto tecnico. Allora, al tempo che verrà. Qui un microfono ce Grazie, l'abbiamo. Vabbè, io posso cedere il mio a rotazione agli altri intervenuti. Prego. Prego, Don Edu, a lei il timone. Allora, come sapete molto bene, abbiamo avuto la possibilità di avvalerci di un centro studi specializzato in questo lavoro preparatorio della conferenza, che ha portato a quel tentativo, no? In qualche modo di inquadrare questo percorso di attualizzazione e di ridefinizione in prospettiva futura di una visione dell'emigrazione sarda, cercando di allinearla a quello che un po' si discute, si cerca di fare in tutto il mondo, Sardegna mondo non a caso. Tra l'altro non vi ho chiesto, ma vi è piaciuta questa grafica che collega la Sardegna al mondo con idealmente con i fili di Maria Lai, che è stata citata da poco? E quindi con quei temi tanto ormai anche diffusi, noti, ma da praticare forse sempre di più dell'agenda 2030. E allora io darei la parola a voi per questa parte di condivisione, illustrazione, in sintesi col tempo che abbiamo a disposizione dei contenuti di questo lavoro, e poi riprenderei la parola per condividere con voi i contenuti di questa proposta. Grazie mille, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, grazie di poter essere qui, per noi è un onore, un piacere, grazie all'assessore per averci dato questo incarico. Due brevissime parole per raccontare un po' il percorso che abbiamo fatto, che ci ha portato qui, e il lavoro poi che abbiamo fatto insieme. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo percorso, dai colleghi della Regione, ai miei colleghi Anna, Lorenzo e Andrea, ma soprattutto a tutti i circoli che hanno risposto al questionario, che è stato, immagino, impegnativo, perché era un questionario particolarmente impegnativo. Giusto una parola su cos'è il CESPI, è un centro studi di politica internazionale. Noi ci occupiamo di fare analisi e ricerche sui temi dell'agenda internazionale, per questo facciamo analisi e ricerche su tutto il tema dello sviluppo sostenibile, sul tema delle migrazioni, eccetera, ed è per questo che la Regione ha voluto coinvolgerci in questo processo. Cosa abbiamo fatto? Dico alcune cose flash per ripercorrere un po' il percorso che abbiamo fatto. La strategia di sviluppo sostenibile è un'opportunità, una sfida per il territorio della Sardegna, così come un'opportunità e una sfida per l'agenda internazionale, perché oggi, soprattutto questa mattina, i dati erano molto chiari, cioè c'è un'urgenza di ripensare in fretta dei modelli di sviluppo. Tenendo conto che di due parole chiave: uno è la fragilità, perché viviamo in un contesto, in un mondo fragile, in una società fragile, e l'interconnessione, perché i diversi elementi che appartengono alla strategia di sviluppo sostenibile sono tra loro strettamente interconnessi, e questo significa complicare la vita alle persone, nel senso che la complessità, no, di questo. La Regione Sardegna ha una risorsa importante, e siete voi, che in questi anni ha coltivato, poi
ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, dei limiti, ma rappresenta da questo punto di vista un unicum importante. Negli studi e nel dibattito sull'agenda dello sviluppo sostenibile si discute molto, no? Su qual è il ruolo della diaspora per lo sviluppo del paese di origine. Bene, voi partite da un livello che non c'è da nessun'altra parte, perché voi siete attori o comunque potenziali attori e siete già in collegamento con il vostro territorio e la giornata di oggi lo evidenzia. Ecco, da qui appunto l'idea di lavorare in questo duplice senso, no? Che cosa la Sardegna può fare per i circoli e per i sardi all'estero, ed è un discorso che prosegue da anni, ma l'agenda, la strategia di sviluppo sostenibile pone un'altra direzione di marcia, che è quella che cosa i circoli, che cosa i sardi all'estero possono fare per lo sviluppo della Sardegna, nelle diverse declinazioni che abbiamo visto. Lo vedremo, adesso entro un po' nel vivo anche di alcuni dati che emergono dai questionari che vi abbiamo inviato. I circoli sono portatori di competenze, sono portatori di capitale umano, sono portatori di modelli, di cultura diverse. Non c'è solo, ciascuno di voi porta un pezzo della cultura del luogo in cui vive e in cui lavora. E tutto questo può essere generatore di processi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo immaginato un processo che ci permettesse da un lato di comprendere lo stato dell'arte, comprendere l'interesse che i circoli avevano, il livello di conoscenza rispetto alla strategia di sviluppo sostenibile e quali le risorse attivabili. E questo lo abbiamo fatto appunto con i questionari che voi a cui avete risposto, e vedete che la risposta è stata importante. Stiamo parlando di più del 70% dei circoli hanno risposto al questionario, e devo essere sincero, non ce l'aspettavamo, non perché non avevamo fiducia in voi, ma perché era un questionario complesso, su un tema complesso, e questo dice che c'è una voglia no, di essere presente, di partecipazione. Molto importante. E poi abbiamo aggiunto all'analisi dei questionari una serie di interviste e di incontri online con la federazione, con alcuni circoli, questo per cercare di andare a scavare un pochino in profondità. Questo è un po' il nostro metodo di lavoro, no? Cioè individuare delle macro aree e poi provare ad andare un po' più in profondità. Qui vi presento appunto, poi passerò la parola ad Andrea. Ci siamo divisi un po' il lavoro, alcuni elementi che ci sembravano più interessanti emersi dai questionari. Qui vedete la distribuzione delle risposte in termini di territorialità. Il 55% dei circoli che hanno risposto si trovano in Italia, il resto sono distribuiti nel mondo. Ma gli altri due grafici raccontano due altre cose che sono emerse più volte anche nei lavori di questi giorni, che sono diciamo così, due elementi su cui crediamo che sia importante riflettere voi come circolo e la regione. La prima è la composizione dei circoli. Vedete che sempre più i circoli sono composti da persone che non sono nate in Sardegna e da persone che sono affiliate perché per tutta una serie di... E allora questo è un tema, no? È necessario ripensare la definizione così, diciamo così, normativa del circolo. E l'altro aspetto riguarda l'età e il ruolo dei giovani. Anche questo almeno nei gruppi è emerso più volte. Come assicurare un ricambio generazionale all'interno dei circoli e come assicurare o come comunque creare degli spazi di maggior coinvolgimento dei giovani, coinvolgimento a diverso titolo, dalle responsabilità fino a una partecipazione più attiva. Questa slide invece riporta quelle che sono
le competenze che sono presenti all'interno dei circoli. Non sono importanti le cifre, ma la ricchezza delle competenze, da organizzative manageriali, economiche, sociali, cioè veramente c'è all'interno del mondo dei circoli e dei sardi una potenzialità enorme, no? Rispetto a quelli che sono poi i temi dell'agenda dello sviluppo sostenibile. E infine, terzo punto, sono le risorse in termini di risorse finanziarie, quindi risorse economiche, in termini di risorse umane, in termini di risorse relazionali. Vedete come è chiaro che la Regione Sardegna è il punto di riferimento fondamentale per le risorse economiche, ma diversi circoli si sono attivati per raccogliere risorse in altro modo a livello locale, a livello nazionale, e come rimanga però ancora un bisogno rispetto a creare le competenze e i canali per poter accedere a risorse finanziarie. E qui c'è il tema anche della formazione, 70 circoli su 84, quindi una percentuale significativa pongono il tema della formazione rispetto al finanziamento. Infine l'ultima fotografia è una fotografia invece del patrimonio relazionale di cui sono portatori i circoli, e qui noi abbiamo nel questionario chiesto, no, la distinzione tra relazioni all'interno del paese in cui si vive o nella città in cui si vive, e invece relazione con la Sardegna. E vedete che è molto interessante, perché anche qui c'è una ricchezza importante di patrimonio relazionale, con alcune distinzioni, insomma, tra i due contesti di riferimento, però è significativo. Ecco, io mi fermo qui, passo la parola ad Andrea. Sì, grazie. Le ultime 2 o 3 slide, perché è la parte più importante, direi, della nostra istituzione rispetto ai lavori che abbiamo fatto questa mattina con i gruppi di lavoro, perché sono stati molto partecipati e penso anche molto interessanti, e perché hanno arricchito molto di più quella che era la risposta dei questionari. Nel momento in cui ci si trova di persona è chiaro che le informazioni sono più belle anche, no? Proprio perché è il rapporto personale che consente di capirci di più. Allora, la proposta della Regione Sardegna è molto importante, perché è una proposta che praticamente dà questo messaggio. Non consideriamo i sardi fuori dalla Sardegna come uno dei tanti settori, no, con cui si ha a che fare. Per cui c'è una legge sulle migrazioni, ci sono i circoli, ma è, come oggi si dice, una bolla, no? Una delle tante bolle. Ognuno vive nel suo mondo, nelle sue cose. Però oggi non ha più senso questo. Non ha più senso questo. È una cosa vecchia. Allora la proposta molto forte è quella di dire: i sardi sono delle persone, delle organizzazioni protagonisti dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo dei nostri territori, dello sviluppo dei territori dove sono emigrati per diversi motivi. E quindi lo sviluppo sostenibile oggi è stato lanciato dalle Nazioni Unite, è stato adottato da tutti i paesi del mondo, è stato adottato fino a livello delle città. Quindi chi di voi in Germania, piuttosto che in Danimarca, in Argentina, Stati Uniti, eccetera, ha la sua strategia di sviluppo sostenibile. Perché c'è a Francoforte, c'è negli Stati Uniti, c'è in Argentina, c'è in Giappone, c'è dappertutto questa strategia. Ora, il problema di conseguenza per tutti i cittadini è di essere parte attiva di queste strategie. E quindi anche i sardi che stanno fuori dalla Sardegna sono chiamati a vivere attivamente la strategia dei loro territori dove vivono e a vivere, se possibile, anche la strategia sarda per lo sviluppo sostenibile. È stato detto questa mattina
dal dottor Cocco di tutto un processo molto importante che è stato fatto, no? Per coinvolgere tutto il territorio sardo. E lo stesso dottor Cocco ha detto però c'è mancato l'apporto dei sardi fuori della Sardegna e quindi questa è l'opportunità per includere tutti voi all'interno di questo percorso. Allora, naturalmente non potevamo pretendere che tutti i circoli e le persone fuori dalla Sardegna conoscessero la strategia sarda dello sviluppo sostenibile. Infatti quasi il 70% delle risposte no, non la conosciamo, anche perché è un documento, ci vuole del tempo per leggerlo, per capirlo, non è semplice, eccetera, eccetera. Però la risposta positiva è stata che l'86% di chi ha risposto al questionario ha detto ma siamo interessati. È chiaro che se noi guardiamo al futuro della nostra isola dobbiamo sapere questa strategia che cavolo dice e che ruolo possiamo avere. Questa strategia ha 5 assi di intervento: Sardegna sociale, Sardegna connessa, Sardegna verde, Sardegna intelligente, Sardegna vicina, e per ognuno di questo asse ci sono state le risposte dicendo ma probabilmente il nostro circolo con le competenze che ha, i rapporti che ha, le relazioni che ha, potrebbe essere più interessato sulla dimensione sociale piuttosto che ambientale, o molti come vedete anche connessa, perché la questione dei trasporti non è una questione a sé stante, fa parte dello sviluppo sostenibile, è un perno dello sviluppo sostenibile, no? Come contribuire? Qui andrò veloce perché, ripeto, sono i gruppi di lavoro che sono stati molto più interessanti forse. Quindi qui ci sono delle indicazioni di massima, no? E qui emergono anche quelle che sono le caratteristiche tipiche un po' della vita dei circoli. Allora, come contribuire? La prima risposta è stata, assolutamente in termini di sensibilizzazione dei propri membri e dei sardi emigrati. Quindi l'aspetto informativo, di sensibilizzazione, di comunicazione è quello, possiamo dire anche relativamente più semplice, dove i circoli possono avere un ruolo. In secondo luogo, creazione di relazioni tra strategie, proprio perché siete, come avete detto prima, degli ambasciatori all'estero. È chiaro che voi avete rapporti con il comune dove vivete, se non la regione, se non addirittura a livello nazionale e così via. E quindi sapere che esiste una strategia di sviluppo sostenibile nel vostro comune o nel vostro paese e esiste anche in Sardegna, fa sì che voi siate effettivamente dei ponti, dei connettori, degli agenti di relazione tra la Sardegna e il territorio dove vivete. In terzo luogo, collaborazione tra gli attori. Cosa significa? Che i vostri circoli hanno relazioni col territorio dove vivete, che sia il comune, l'università, delle imprese, le scuole, le università, quant'altro. È quello che si chiama, no, il capitale relazionale che prima diceva Daniele. Quindi un altro ruolo importantissimo per contribuire è questo, cioè mettere in relazione gli attori dei vostri territori con gli attori sardi. In quarto luogo, la formazione delle competenze, perché lavorare, studiare, eccetera, significa formarsi delle competenze. Se si vuole trasformare in meglio il mondo in cui viviamo, occorre anche capire come farlo e quindi bisogna dotarsi di conoscenza e di competenza. E su questo il 15% ha detto ma siamo interessati ad avere queste competenze, magari ce le abbiamo anche, ma molti circoli, abbiamo visto anche questa mattina, hanno detto ma noi in particolare in campo ambientale non è che siamo dei biologi nati, no? Oppure degli economisti ambientali, per cui è necessario che ci formiamo. E infine mobilitazione di competenze e iniziative economiche dei propri membri, perché anche questa mattina è uscito che in realtà ci sono circoli che hanno queste competenze al proprio interno. Abbiamo sentito prima tra i giovani, no? la biologa, la ragazza biologa, quindi evidentemente già delle competenze sarebbero interessantissime da porre al servizio, a restituzione della terra sarda. Su cosa contribuire? Il primo tema grande, che voi conoscete meglio di noi, è quello dell'accessibilità e continuità territoriale. Questo è un tema fondamentale nel rapporto tra i sardi all'estero o in Italia e la propria terra.
Secondo, sensibilizzazione e educazione allo sviluppo sostenibile. Terzo, tutto il tema degli attrattori culturali, naturali e identitari. No, pensiamo per esempio ai prodotti tipici che vengono esportati, per cui i circoli possono diventare delle specie di negozi della Sardegna all'estero, mischiando però quello che è il prodotto con la cultura, quello con la natura della propria isola, eccetera, eccetera. Altro tema, quello del turismo sostenibile, tutela della cultura e della biodiversità. Abbiamo sentito prima il problema dell'incendio di questo oliveto secolare. Questo rappresentava una biodiversità incredibile che si è persa. E infine la governance dello sviluppo sostenibile, e cioè come far parte dei percorsi dello sviluppo sostenibile. E qui arriviamo all'ultima slide, che è quella del partecipare. Cioè rompere l'ambito, il settore, la bolla dei circoli che non sono collegati alla strategia di sviluppo sostenibile significa collegare i circoli con gli attori sardi e in particolare con il forum regionale sullo sviluppo sostenibile. La Regione Sardegna ha creato questo forum dove imprenditori, studenti, scuole, associazioni del terzo settore, associazioni ambientalistiche, di rappresentanza economica e così via, si ritrovano proprio per pensare ai nuovi piani e ai nuovi progetti di sviluppo sostenibile. Quindi se volete essere protagoniste, va da sé che dovete chiedere, e molti di voi l'hanno detto, chiediamo la partecipazione a questi organismi. Altrimenti rimaniamo fuori, ci facciamo le nostre cose e intanto il mondo va dove deve andare. Oppure addirittura creazione di un gruppo di lavoro specifico sul ruolo dei cittadini emigrati per lo sviluppo sostenibile. E qui finisco per dirvi che questa vostra esperienza è unica a livello italiano. Non ci sono state altre regioni che hanno fatto questo percorso. Per cui un'idea che abbiamo già lanciato ai funzionari della Regione è questo percorso qui. La strategia di sviluppo sostenibile della Lombardia piuttosto che della Sicilia non parla mai di emigrazione. Voi siete i primi a parlare di emigrazione dentro lo sviluppo sostenibile della Sardegna. E questo è un esempio molto importante e bello da portare a livello italiano, per cui una delle idee che avremo nel prossimo futuro è quella di presentare questo percorso al Ministero per la Sicurezza Energetica e l'Ambiente e al Ministero Affari Esteri italiano. Ok, detto questo, continuo io, perché adesso vi parliamo dei gruppi di lavoro. Allora, circa 5 minuti a testa ci siamo dati per parlare dei risultati dei gruppi di lavoro. Ovviamente io in particolare sono stato sommerso dai post-it questa mattina perché erano centinaia e con i miei colleghi ci siamo rifugiati nella saletta qui, ho tentato di leggerli tutti ma era impossibile fare un riassunto completo. Però li abbiamo tutti, non li abbiamo buttati nel cestino, quindi avrete una restituzione anche di questo. Io mi permetto di fare questa sintesi qui. Allora, la prima considerazione generale nel mio gruppo di lavoro era sull'ambiente, quindi sviluppo sostenibile, ambiente. Su questo tema qui dell'ambiente, assolutamente non partiamo da zero perché è già nella vita dei circoli. Ci sono dei circoli che già stanno facendo qualcosa sul proprio territorio, con gli attori del proprio territorio, sul tema ambientale. Quindi c'è già una base di partenza molto buona. Prima questione, la questione delle risorse. Ma esistono competenze dentro i circoli da mettere a disposizione dello sviluppo sostenibile sardo? Sì, ne esistono diverse, già un po' lo sapevamo dal questionario, però qui si conferma. Ci sono esperti in ingegneria ambientale, in economia ambientale, in politiche ambientali, sul tema del mare e degli oceani, sui temi dell'agronomia, della biodiversità, ci sono delle guide ambientali, ci sono dei progettisti ambientali, in tema anche di energia rinnovabile e sostenibile. Quindi
Ci sono delle competenze, possono essere messe a disposizione. Ma un'altra questione che noi non avevamo pensato e ce l'avete detta voi è che alcuni di questi circoli sono già responsabili ambientalmente, cioè avendo delle strutture sono attenti per esempio alla raccolta differenziata o sono attenti a non sprecare il cibo, quindi tutta la questione dell'educazione ambientale, oppure la questione energetica. Quindi i circoli non sono solo ambasciate, possono diventare anche degli esempi di come vivere bene nel proprio territorio in maniera sostenibile, perché loro sono sostenibili. Quindi sono una testimonianza importante e anche nell'educazione ambientale delle famiglie che fanno parte dei circoli. Risorse esterne, anche qui il capitale relazionale è enorme perché ci sono contatti con università, con avvocati ambientali, ingegneri ambientali, con imprese che hanno sviluppato prodotti, beni e servizi attenti all'ambiente, con enti locali, con comuni, addirittura anche con istituzioni dell'Unione Europea, con enti parco, fondazioni, anche con movimenti ambientalistici. Qualcuno di voi ha citato i Fridays for Future, quindi immagino che siano i giovani sardi all'estero che sono nei circoli e contemporaneamente vivono anche l'associazionismo dei Fridays for Future, oppure gli scout o il CAI o le guide ambientali. Gli ostacoli. Gli ostacoli alcuni li sapete da tempo, quindi ovviamente tutto il discorso della burocrazia, in particolare la modulistica, la lentezza nelle risposte, la questione dei trasporti, il fatto che si vive di volontariato con tutta la bellezza ma anche la debolezza del volontariato e quindi di risorse umane che ci sono e non ci sono, il problema del ricambio generazionale dei giovani, delle competenze che ci sono oppure non ci sono, della difficoltà a avere comunicazione con istituzioni competenti in campo ambientale, e il problema dell'accessibilità alle informazioni in maniera tecnologicamente avanzata e anche la difficoltà di comunicare tra i circoli e di collaborare tra i circoli. Soluzioni. Innanzitutto la prima indicazione è che il circolo è una risorsa per il territorio in cui si vive. I circoli possono creare reti di scambio, di rapporto, possono creare dei gruppi di lavoro, possono mettersi in rete e qui si chiedono anche delle forme per uniformare un po' tutta questa disponibilità di mettersi in rete. Possono creare dei progetti, hanno già creato dei progetti utili in campo ambientale, specialmente alcuni giovani. L'esperienza per esempio molto interessante e bella del circolo di La Plata, delle giovani di La Plata che fanno adduzione di acqua potabile con pannelli solari nel territorio del Chaco, che è un territorio depresso dell'Argentina, quindi una solidarietà anche in ambito ambientale, prodotti di comunicazione, semplificazione e accessibilità, questa è la richiesta, ovviamente, sostegno alla progettazione che è possibile e si chiede anche un referente unico in regione. Le idee, anche qui ce ne sono state tante, soprattutto in campo di sensibilizzazione, educazione nelle scuole, si è citato per esempio il caso delle Forest Schools a Londra o la piantumazione di alberi nelle scuole, cose molto semplici ma molto di testimonianza, pulizia dei luoghi pubblici dove si vive o nel campo della mobilità sostenibile, per esempio piste ciclabili. Un circolo sta pensando a creare addirittura un osservatorio ambientale, un altro circolo è impegnato sul tema delle comunità energetiche che vorrebbe espandere in Sardegna e non solo nel territorio dove sta ambientando, dove sta vivendo, la disponibilità a creare dei gemellaggi o delle adozioni tra i circoli e i comuni della Sardegna, per cui i circoli possono diventare non solo ambasciatori della Sardegna, ma dei consolati per dei comuni ben specifici.
E partecipazione a progetti tipo quello sul plastic free, certificazione dei prodotti, eccetera, eccetera. Infine, non poteva mancare anche la questione politica, cioè è bene fare progetti, però con i progetti si cambia, ma se cambia anche la politica tutto si facilita molto di più. Allora, da questo punto di vista c'è una forte preoccupazione affinché la Sardegna non diventi terra di scorie nucleari. Si pone la questione delle servitù militari, il problema della gestione idrica, quindi cambiare le condizioni affinché la Sardegna migliori dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. Si chiede alla Sardegna di far conoscere la strategia per lo sviluppo sostenibile, i piani che nel prossimo futuro verranno realizzati per la strategia di sviluppo sostenibile, di dare delle linee guida su come i circoli potrebbero essere coinvolti affinché gli stessi circoli possano dotarsi di alcuni piani di azione. Bene, in Sardegna si fa questo, allora noi potremmo contribuire in questa maniera e potremmo darci questo piano. E le ultime due cose che non c'entrano molto con l'ambiente, però tra i foglietti che abbiamo letto mi sembra che siano da citare. Una è la questione del voto all'estero degli studenti, che purtroppo molte volte non riescono a partecipare a questo diritto. E infine la creazione di condizioni per cui le restituzioni, di cui si parlava prima, possano effettivamente concretizzarsi, se non i ritorni, almeno le restituzioni, perché quello che è importante, è previsto nello sviluppo sostenibile, è la mobilità di idee, di conoscenze, di capitali, di merce e di persone. Le persone hanno diritto a spostarsi, hanno diritto a tornare, hanno diritto a restituire. Grazie. Forse siamo un po' lunghi, allora, mi raccomando sì, la sintesi. Sarò super sintetico, grazie a tutti per questa splendida occasione e grazie a tutti quelli che hanno collaborato nel gruppo di lavoro sociale e culturale. Sarò strettissimo, noi abbiamo raccolto tantissime idee, tantissimi suggerimenti e vi prometto che li rimanderemo direttamente in modo che non si perda. Soltanto alcune considerazioni velocissime. La prima è, diciamo, quello che abbiamo registrato durante i lavori e, se permettete una parola un po' forte, un'ambivalenza, nel senso, da un lato una grande dedizione, una grande volontà di mettersi in gioco, di partecipare, di essere in qualche modo protagonisti come la Sardegna chiede di essere, no? D'accordo? Che è stata individuata come una delle risorse dei circoli, al di là della capacità di muovere e di mobilitare competenze, alla capacità, diciamo, di avere appunto al proprio interno delle conoscenze. Beh, la volontà, la dedizione, il volontariato sono delle parole che sono state inserite all'interno delle risorse. Dall'altra parte, come ostacoli, sono state inserite parole come disillusione rispetto a quanto si è fatto fino adesso e a quanto è stato riconosciuto dello sforzo che è stato fatto. E questo richiama un po' quanto si diceva prima sull'importanza di rinnovare questo patto, no? Un patto fra la Sardegna e i sardi all'estero. Credo che sia una cosa importante. E una seconda cosa che volevo dire è la grande capacità di individuare i problemi, ma anche di offrire soluzioni. I problemi sono stati già in qualche modo sottolineati da Andrea, la difficoltà di coinvolgere i giovani, la difficoltà appunto di costruire un dialogo intergenerazionale, di riconoscere le conoscenze, l'esperienza di chi è più anziano, ma fare largo in qualche modo anche a chi è più giovane, chi ha più capacità di gestire questo mondo tecnologico e social, no? È una delle richieste che è venuta fuori. E dall'altra parte però anche la capacità di identificare appunto delle soluzioni pratiche, la proposta di fare uno scouting attraverso le nuove tecnologie. Ci sono esperienze dall'Argentina che attraverso Facebook appunto ha provato a ricostruire tutta la presenza dei sardi attraverso i cognomi o attraverso l'utilizzo di Facebook. Quindi io quello che sottolineo appunto è questa capacità analitica
delle risorse ma anche delle difficoltà, ma soprattutto la capacità di essere propositivi, di trovare delle soluzioni. E allora fra le soluzioni, adesso veramente non ci sarebbe da parlare tanto, ma io volevo riportare l'attenzione soltanto su alcune cose, in particolare sulla capacità anche di identificare dei progetti che sono trasversali, diciamo, a tutta la tematica dello sviluppo sostenibile della Sardegna e che incrociano più dimensioni, quella del lavoro, quella dell'ambiente e anche quella della capacità dei circoli di mobilitarsi. È stato citato l'esempio del crowdfunding fatto per l'incendio, cose simili possono essere fatte anche per iniziative che coinvolgono sia l'aspetto sociosanitario, sia il turismo di categorie di anziani o di categorie fragili, che possono, diciamo, trovare attraverso l'esperienza e la collaborazione dei circoli un nuovo stimolo per venire in Sardegna. È stata presentata un'idea che a me è sembrata molto interessante, diciamo, di rafforzare attraverso il crowdfunding, appunto, formare delle persone che siano in grado di dare assistenza sociosanitaria e che queste persone possano operare in luoghi della Sardegna che siano in grado di attrarre turisti di una certa età che hanno bisogno anche di questi servizi. E accanto a questa, immediatamente, durante la discussione è emersa la possibilità di fare una mappatura delle strutture in disuso o abbandonate che potrebbero essere riqualificate e in sinergia con questo tipo di attività sociosanitaria potrebbero diventare i luoghi in cui queste persone possono essere accolte in questo. Ecco, allora, le due cose che io credo che siano importanti sottolineare è proprio questo: una grande vitalità di questi circoli, indipendentemente da dove essi si trovino, indipendentemente dal fatto che abbiano delle difficoltà molto diverse e anche degli orizzonti molto diversi. E però appunto questa necessità di ricostruire questo rapporto, di ricominciare a costruire questo rapporto e sulle basi e sull'ascolto di quello che i circoli sono in grado di dare. Non mi dilungo e prometto a tutti quelli che hanno partecipato ai lavori che tutto quello che abbiamo raccolto verrà trasmesso fedelmente. Grazie. Non dirò, sarò breve, perché altrimenti non lo sarò. Il gruppo economico, devo dire che era un gruppo che aveva davanti una sfida molto alta, perché quello che emerge dalla nostra discussione è che i circoli non sono attori economici di propria natura e l'esercizio oggi era chiedere loro come vi ponete rispetto invece a un coinvolgimento, a una vostra attivazione rispetto al tema dello sviluppo economico. Diverso è dire che dentro i circoli ci sono competenze manageriali, tecniche, profili di persone, come dire, delle più diverse aree molto alte, e diverso invece è dire che il circolo è in grado di fare certe cose che attivano processi economici. E quindi quello che mi sembra che possa essere emerso dal nostro scambio è che i circoli hanno delle competenze interne individuali e hanno la possibilità di attivare reti e relazioni con attori economici. Molti hanno citato camere di commercio, Confartigianato, enti locali dei diversi territori, imprese, eccetera. Ma che il circolo possa essere un attore che si prende anche una responsabilità nel partecipare a un processo economico, forse questo è un po' una richiesta che supera le possibilità dei circoli stessi. Questo non significa che non ci sono delle eccezioni e dei circoli particolarmente capaci e che sono stati anche in grado di mostrare delle esperienze o delle intuizioni. In questo un altro elemento che emerge dall'esercizio del nostro gruppo è che è stato forse più facile e intuitivo identificare gli ostacoli e le barriere, molto meno le soluzioni. Forse perché, come dire, umanamente è più facile lamentarsi che non reagire, tuttavia trovare delle soluzioni ai problemi non è facile, e quello che emerge anche dall'esercizio è che all'interno dell'universo dei circoli ci sono delle
buone pratiche e buone esperienze, e ad esempio sul problema del basso coinvolgimento dei giovani, che attraversa tutti i problemi e tutte le aree e tematiche che i circoli affrontano, ci sono alcune buone pratiche che potrebbero essere messe a fattor comune, raccontate per verificare se in altri contesti, adattandole, possano essere anche replicate o si possa prendere spunto. E il tema dei giovani è sicuramente un tema su cui nel nostro gruppo abbiamo capito che c'è bisogno di discuterne di più insieme, e il fatto di essere insieme oggi di persona è anche stato lanciato come ancora insieme, quindi che sia online, che sia preferibilmente di persona, però ragionare in modo collettivo su dei problemi comuni che possono avere delle soluzioni invece contestuali, territoriali, individuali. E tra i progetti, le idee di progetti molto interessanti, molto innovative anche, che sono emerse, che potrebbero trovare spazio in determinate cornici, ad esempio c'è creare dei luoghi per smart working, per lavoratori in smart working in Sardegna, oppure creare dei distretti culturali anche in zone rurali che possano valorizzare le risorse locali, con un ruolo dei circoli in attivatori, promotori, soprattutto rispetto ai temi del turismo e di tutto l'indotto economico legato al turismo. Mi fermo. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete consentito di fare un piccolo tuffo nel documento che è stato predisposto per la conferenza, ma soprattutto poter condividere in plenaria alcuni, no, dei primissimi frutti dei lavori di gruppo. A me ha fatto una grande impressione stamattina vedere quante persone hanno partecipato ai gruppi. Questo è già di per sé un segnale, no? Importante. Certamente abbiamo la responsabilità insieme di poter dare una continuità, un ritmo, no? Un senso a questo lavoro che abbiamo intrapreso o rintrapreso, forse non so come dire, ho cercato di favorire anche con l'alibi di questa conferenza in presenza. Ringrazio ancora i ricercatori del CESPI e vi chiedo un applauso per loro. Grazie. Allora, io, se la tecnologia mi assiste, magari mi metto in piedi così riesco a leggere un po' meglio il contenuto di questo simpatico video. Vorrei scorrere con voi i contenuti di quella che chiamiamo la dichiarazione finale dei partecipanti a questa conferenza dell'emigrazione sarda. Prima di farlo, però, consentitemi di esprimere la mia profonda gratitudine non solo a tutti voi che siete venuti qui e a chi ci sta seguendo in streaming, perché ogni volta che riusciamo a metterci, rimetterci o intensificare le nostre relazioni, impariamo l'uno dall'altro e andiamo via certamente migliori di come siamo arrivati, ma soprattutto di esprimere la mia profonda gratitudine, l'ho fatto ieri, a chi ha reso possibile questo momento, lavorando dietro le quinte, ben oltre quello che, vi assicuro, ha a che fare con i cosiddetti doveri d'ufficio. Se non ci fosse stata tantissima gratuità in campo dalle persone che hanno organizzato per noi questo lavoro, queste giornate non sarebbero state possibili. E quindi grazie soprattutto a tutti i colleghi della direzione generale, dell'ufficio di gabinetto, dell'ASPAL e a tutti i servizi, no, che ci hanno reso possibile questo lavoro insieme. Allora, io dovrei capire adesso come funziona questo trabicolo, come posso mandare avanti le slide. Tastino verde, grande e anche grande. E quindi io faccio questo servizio per voi di leggere insieme i contenuti di questa
di questa dichiarazione, nella speranza che ci ritroviamo tutti, e poi dopo affido chiaramente all'assessore la conclusione dei nostri lavori. Alla luce dei cambiamenti sociali, economici e ambientali, l'abbiamo appena sentito, in atto a livello locale e globale, e del profilarsi di nuovi modelli e stili di emigrazione, i partecipanti alla conferenza, con la presente dichiarazione, intendono sottolineare l'importanza del contributo che le comunità dei sardi fuori dalla Sardegna, come protagonisti, ambasciatori, collegamenti fisici e virtuali fra i territori di origine e quelli di nuova residenza, possono assicurare all'attuazione e al miglioramento continuo della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il processo di adeguamento alla strategia è lungo e complesso e richiede la presenza e mobilitazione non solo delle istituzioni, ma anche del terzo settore, della società civile, del settore privato, delle università e di tutti quegli attori, tra cui le comunità e i circoli dei sardi fuori dalla Sardegna, direttamente e indirettamente coinvolti e responsabili nel promuovere un cambiamento necessario e ambizioso. I risultati dell'indagine realizzata in fase preparatoria, dei gruppi di lavoro e degli scambi operati a tutti i livelli durante la conferenza dell'emigrazione sarda, secondo le logiche della condivisione dal basso, in verticale, in orizzontale, forse qualcuno raccomandava di superare il livello verticale e certamente oggi siamo qui in orizzontale, idealmente collegati col resto del mondo, hanno consentito di individuare come esigenze prioritarie per il prossimo futuro tutta una serie di punti che adesso vediamo. Avviare un percorso di riforma della legge regionale per aggiornarla al nuovo contesto, che impone una rivisitazione del ruolo dei circoli in Italia e negli altri paesi e l'adozione di un approccio differenziato in funzione delle diverse forme associative, dei luoghi di emigrazione, dei profili e dei percorsi dei sardi nel mondo. Potenziare il contributo delle realtà associative dei sardi presenti nel mondo, soprattutto in relazione alla capacità di mobilitare ulteriori risorse, oltre a quelle poste a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna. Ulteriori interessi, progetti, competenze, attori su temi affini allo sviluppo sostenibile, in relazione con i territori d'origine, ma non per questo escludendo l'impegno, l'interesse e l'impegno per tematiche più tradizionali, quelle socioculturali soprattutto. Integrare e promuovere il ruolo e l'impegno degli emigrati sardi nella strategia per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendoli nella sua governance, lo abbiamo visto prima, no? Viene dai gruppi, promuovendo occasioni e processi di conoscenza e scambio reciproco tra attori, settori e strumenti legati alla strategia e legati al mondo dell'emigrazione, e assicurando un coordinamento anche con il livello nazionale e internazionale. Favorire il benessere degli emigrati sardi nel mondo, integrando il principio dello sviluppo sostenibile sul benessere delle persone nella programmazione degli interventi sull'emigrazione della Regione Autonoma della Sardegna. Ravvivare il dialogo con le realtà associative e le comunità dei sardi fuori dalla Sardegna, per comprendere, affrontare, discutere e progettare su tematiche dello sviluppo sostenibile considerate di particolare rilievo, tra cui, ad esempio, continuità territoriale, educazione allo sviluppo sostenibile, interculturalità e difesa dell'identità, tutela della biodiversità e turismo sostenibile, creazione di lavoro e solidarietà sociale. Rinforzare e valorizzare le capacità, le conoscenze e le competenze
in ambito relazionale, progettuale e dello sviluppo sostenibile tra le realtà associative dei sardi in tutto il mondo, condividendo un approccio volto all'inclusività e al dialogo. Realizzare un censimento dinamico e lanciare forme e iniziative per intercettare, catalizzare e mobilitare le professionalità e i talenti individuali degli emigrati sardi, soprattutto dei giovani e delle donne, per ideare e realizzare iniziative sui temi dello sviluppo sostenibile in relazione con i territori di residenza. Supportare e mettere a sistema la capacità delle comunità e realtà associative dei sardi nel mondo di creare e attivare reti di interesse attorno ai temi dello sviluppo sostenibile in relazione con i territori di origine. Avviare progetti di grande rilevanza per la promozione dell'identità e della cultura regionale in termini dinamici, in relazione con le innovazioni sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. Non leggo la parentesi, per ampliare la partecipazione dei sardi nel mondo, in particolare delle nuove generazioni. Sostenere tramite i circoli le realtà sarde al di fuori dell'isola, che in determinate occasioni o circostanze possono esprimere particolari bisogni e fragilità. Ci sono tante parole con l'accento sulla A che ritornano in questi giorni, a partire da sardità, no? A solidarietà, reciprocità, una a me molto cara, dignità. Promuovere un maggior coordinamento per la politica immigratoria regionale e quella nazionale. E così abbiamo chiuso questo documento, spero che possa essere condiviso. Invito l'assessore a venire qui sul palco. Mi fate capire se è condiviso? Assessore, le lascio il microfono per questa fase di chiusura dei nostri lavori. Grazie. E io la ringrazio, Direttore, perché questo documento che viene fuori da tanti giorni di lavoro è una sintesi che naturalmente contiene tante cose, poi piccoli focus possono essere fatti su tante cose, il coordinamento dei giovani, dei giovani, delle donne, potrebbero esserci tante cose da dire in più. Per dirle, io vorrei che salissero qua. Innanzitutto tutti i giovani che sono presenti e che sono ambasciatori dei circoli. Parlo dei giovani, che vuol dire sotto i 45, perché non voglio solo ventenni, voglio tutti coloro che qua sono e che si mettono alla mia destra, tutti alla mia destra, e sono tantissimi. Tantissime. Tutti i giovani che qui rappresentano i circoli, che ne sono presidenti, che ne sono soci. Da qui alla mia destra, tutti insieme, alla mia destra. Perché alla mia sinistra voglio tutta la consulta e i presidenti di federazioni. E in più anche la Fasi, il presidente della Fasi. Tutti coloro che in questi giorni sono stati protagonisti, guardate quanti sono, bravissimi, però qui così, devono starci loro, devono starci anche loro. Stringetevi. Ma non mettiamo tutti i giovani, meschiamo assieme. No, va bene, però voglio far vedere che cosa è il nostro futuro. Non parla nessuno. Allora, diversamente giovani e giovani. Voglio tutti coloro che sono protagonisti, voglio i presidenti delle federazioni, volevo la consulta, volevo tutti coloro che in questo momento hanno un ruolo di rappresentanza vostra, vi vorrei tutti quassù, naturalmente non è possibile avere tutti quassù.
ma veramente, ecco, guardate quanti sono. Io metto qua, tanto non cado. Mettetevi tutti insieme. Allora, perché la conclusione di questo momento bellissimo, di 1 o 2 giorni, per la quale ringrazio il direttore e tutti gli uffici e gli uffici dell'assessorato e dell'ASPAL che si sono veramente prodigati per una kermesse bellissima che desse i frutti. Perché l'abbiamo fatta la consulta? Qualcuno l'ha detto, perché l'avete fatta la consulta? Per questo. L'abbiamo fatta perché di persona ci si parla meglio, perché vengono fuori i veri problemi, perché vengono fuori le diversità di ognuno, le criticità, anche le nostre, tantissime. Vengono fuori, ci si parla, si discute, poi vengono fuori i bei documenti e si scopre che in realtà il nostro futuro c'è già. C'è già. E c'è perché avete lavorato voi. C'è per questo. C'è per i bellissimi insegnamenti, la bellissima emozione che avete trasmesso ai loro padri e adesso a loro, che magari non sono neppure nati qua, ma che ci sono e hanno voglia di lavorare e hanno voglia di farci capire che non dobbiamo avere paura dei cambiamenti e anche di disillusioni, qualcuno ha parlato di questo, che sono dovute a tanti problemi, anche ad un passaggio generazionale che ha risentito di crisi, pandemia, di una crisi mondiale, di momenti forse di incomprensione anche a livello, abbiamo parlato tante volte di burocrazia, ci affidiamo al nostro direttore generale che ci deve aiutare e lo farà. Ma la consapevolezza anche che forse l'emigrazione, che adesso è diversa, la storia ce l'ha insegnato, la storia ci insegna la diversità dell'emigrazione di adesso, ha bisogno forse anche di momenti diversi, di parlare un linguaggio diverso, di trovare dei modi di fare emigrazione in modo diverso, di pensare alla Sardegna in modo diverso, di investire da là. C'è chi ha parlato addirittura di circoli online, c'è chi ha parlato di investimenti online oppure di investimenti globali. Si parla un linguaggio diverso. Io sono per prima insieme a loro, perché ho un'altra età. Ma il futuro solo loro. Forse non ci piace tante volte, però noi tra 5 anni non saremo più qui a dirigere cose, ma anche meno. Mentre loro hanno un futuro, e hanno un futuro di cui sono fieri, perché gliel'avete insegnato voi. Sono fieri per questo, ma è diverso, cambieranno tante cose. Io ho sempre fiducia nel mondo e credo che adesso io, che farò finire, perché la conferenza siete voi, non sono io, non è il dottor Doneddu, che pur ci abbiamo lavorato come matti, o il mio gabinetto che ci ha lavorato come matti. Non siamo noi, siete voi, la conferenza siete voi. E siete voi che in questi giorni ci avete detto: siamo venuti per costruire un'emigrazione che dal passato, il presente e il futuro continui a volere della Sardegna lo sviluppo, il bene, l'emozione, le radici, le bellezze, in modo diverso forse, ma loro lo faranno, perché sono più di noi, sono più di noi. E allora io affido 30 secondi di messaggio al presidente vicario, perché il presidente sono io, ma indebitamente, lo farò dopo quando dirò conclusa la conferenza, e ad un giovane, un presidente di circolo. Faccio io. Le donne si fanno valere, ragazzi. 30 secondi davvero, perché poi concluderemo e stasera ci emozioneremo ancora, perché il bello dell'emigrazione, con tutte le criticità che in questo momento io ho capito bene che voi abbiate trovato e che il direttore generale però in quel documento ha messo per iscritto quali possono essere le soluzioni, comprese le risorse, comprese le criticità burocratiche, compresa il fatto che
occorre un grande progetto regionale di rilancio, però insomma la nostra conferenza è servita a questo, e io spero che la ripeteremo a breve, magari per continenti, perché forse non sarà possibile di corsa alla svelta venire tutti di nuovo, però credo che sia servita perché tutto il mondo riunito qua dell'emigrazione sarda ci ha fatto capire che cos'è stata e che cosa sarà l'emigrazione. Prego. Tante grazie, Assessore, grazie. 30 secondi. Allora, io saluto tutti i partecipanti arrivati da tutte le parti del mondo. Saluto principalmente anche l'assessore Adalai che ci ha dato l'opportunità e la buona occasione di poter organizzare questa conferenza. Sì, no, già saluto, ecco anche Alessandra Zeda, esattamente. Pertanto sono stati mantenuti gli impegni. Saluto tutti i collaboratori dell'assessore, perché nel complesso e complessivamente siamo qui. La conferenza era uscita, pertanto hanno lavorato tutti bene e ci complimentiamo. Come ci complimentiamo? Con i ricercatori del CESPI, che inizialmente vi era un po' di diffidenza. Ecco. Saluto tutti i miei amici della consulta, tutte persone di grande valore, esattamente. E saluto soprattutto anche i giovani, i loro figli, perché non lo sono di meno, non è vero? Allora, io voglio dire solo a me, questa è la 5ª conferenza mondiale dell'immigrazione, senza fare il presuntuoso. La prima conferenza mondiale dell'immigrazione si è tenuta ad Alghero nel 1973. La prima legge sull'emigrazione, non è vero? Sì, esattamente, risale al 1965, Paolo De Tori, non è vero? La seconda, non è vero, era 791 ed è con questa che noi stiamo andando avanti. Una cosa importante è valorizzare il compito della consulta, perché prima era un faro, adesso un po' una bajou. La ringrazio. Grazie davvero. E adesso bravissimi, grazie a loro, grazie. E adesso una giovane presidente di circolo che ci dà Sciardana di Perugia. Grazie Assessora. Buonasera a tutte e a tutti e benazza paus. Grazie ancora all'assessore, a tutta la regione, tutta l'amministrazione, insomma, che ci ha dato questa possibilità, che ci ha permesso di ritrovarci. Per me devo dire che la prima, soprattutto da presidente, ed è una bella opportunità perché prima di tutto ci ha permesso ovviamente di conoscerci, di scambiare opinioni e ci ha dato comunque questa bella opportunità per ci ha dato la parola, diciamo così, per capire quali sono veramente le problematiche. Perché giustamente, come diceva lei, si va avanti, il mondo va avanti, nel 2023 le problematiche non sono più quelle dei nostri genitori, dei nostri nonni, mi permetto, di 30, 40, 50 anni fa. Sono diverse e quindi bisogna adeguarsi ovviamente al mondo attuale. Devo dire che, come giustamente ha detto prima lei, c'è una bella rappresentanza. Sarebbe stato bello averne di più. Non ci stava, ok, no, insomma, qualche invito in più per far vedere che comunque i giovani ci sono, le donne ci sono ed è molto importante perché danno un contributo veramente importante all'interno dei circoli e ci permettono insomma di andare avanti. È vero, siamo il futuro, noi ce la metteremo tutto. Ringraziamo comunque quello che ci hanno lasciato perché è giusto ed è giusto comunque continuare a lavorare uniti e in squadra. Quindi già abbiamo il tema della prossima conferenza che io spero di fare a breve con l'aiuto di tutti, che è il passaggio generazionale. La vecchia migrazione, la nuova migrazione, il passato, il presente e il futuro, per costruire sempre insieme. Adesso venite i due rappresentanti perché dichiariamo chiusa la conferenza, ma stasera c'è ancora una cena però. Dichiariamo chiusa la conferenza rimandando uno sforzo corale davvero ad una unità di tutti per uno sviluppo generazionale dei circoli dei sardi, dell'emigrazione sarda, dicendo sempre la Sardegna è il nostro faro. Forza Sardegna!
non potrò riposare, amore coro, pensando a ti e so d'ogni momento. Amore coro, pensando a ti eso, non si momento, noi stessi in tristura, prenda oro, lei in dispiacere, o pensamento, t'assicuro che a ti è solo bravo, cattamo morte e tamo, 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 t'assicuro che a ti è solo bravo, cattamo morte e tamo, tamo, tamo. Poi ho stristo schinde liriose ammento che un gran mi lascia del suo anzano, preguntende ad ogni coro amato a immagines che si formano in vero di due in suo mondo tanto amore, amare tanto e sì tanto dolore, si due in suo mondo tanto amore, amare tanto e sì tanto dolore. Sì, me se è possibile, l'angelo del spirito invisibile, piccavo, sa forma se furavo, dai che lui, su sole so stretto se formavo, uno mondo bellissimo, protene, provo del dispensare, cada bene, uno mondo bellissimo, protene, provo del dispensare, cada bene. No posso viverlo che n'amar
bella natura, si nuestra cuzzo su un mio tesoro e provi da consolo e recreo con Dios amado Bruce e Deus e t'assicuro che a te sono bravo, cada una porta t'amo